visto che abbiamo portato bene con queste musiche a mattino per sentire anche e soprattutto far capire l'importanza delle voci lontane, dei morti, dei feriti, che noi tutte le mattine suoniamo sperando che qualcuno si svegliasse. Avete visto che siamo riusciti anche noi, magari piccolissimamente, a svegliare i grandi della terra, che sembra finalmente che due potenti ieri si sono incontrati, Trump e Netanyahu, e hanno deciso di terminare la guerra. Sarà vero o non sarà vero, ma penso che non possano giocare col fuoco, avevano il mondo contro ormai, e sperando che riescano a capire che ce n'è per tutti, che si può star bene, loro poi in particolare, non so, qualcuno cosa cerchi, perché ne ha di tutto e di più, però il potere dà alla testa, non c'è niente da fare, ma anche a livello locale, sapete, non serve che andiamo in America o in Arabia per vedere i fuori di testa, li abbiamo anche noi qua e molti anche, però noi andiamo avanti perché loro passeranno e noi rimarremo. Ne parleremo con i nostri graditi ospiti. Abbiamo Franco Conte, Presidente Associazioni Internazionali Trevisani nel Mondo, grazie Presidente. Buongiorno. Di essere qui, e saluto anche Roberta Beolchi, Presidente Associazione Edera. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui, ci racconterà di questa associazione e dalla sua angolazione come vede la situazione, ecco, specialmente delle fragilità in generale. Allora, parto proprio con lei, Presidente Beolchi, come vede la situazione, ecco, a livello anche globale, di questa difficoltà anche nel volontariato di aiutare le fragilità, pochi investimenti, molta burocrazia, le donne che non riescono a superare certi ostacoli, certi paletti, non certo aiutate dal mondo maschilista che abbiamo anche in politica, purtroppo devo dirlo. Prego Presidente. Allora, intanto io, come sapete, con l'associazione Dela ho scelto di aiutare, sostenere comunque le conseguenze, no, di un dramma che tutti noi purtroppo valutiamo e vediamo tutti i giorni, che è il femminicidio, quindi seguo i bambini che rimangono soli. È chiaro che nel complesso della situazione così difficile si rivolgono a me e a noi chiaramente anche donne che non riescono a staccarsi, donne con difficoltà, e quindi diciamo che operiamo a 360 gradi su questo che è il tema anche delle fragilità. È un momento molto particolare perché appunto se pensiamo che e spostiamo l'attenzione verso il mondo, abbiamo delle varie guerre, per cui questo si riflette anche nelle fragilità umane di tutte le nostre quotidianità. Però devo dire che comincia ad esserci particolare attenzione a questi temi, anche nella concretezza quotidiana, cioè esistono dei programmi, esistono dei corsi, esistono comunque delle sensibilizzazioni sul tema rivolte alle donne ma anche rivolte agli uomini, per poter creare appunto degli individui più equilibrati, più indipendenti, e sull'indipendenza apro uno spaccato proprio verso le donne, perché nel 2025 abbiamo ancora donne che non hanno un conto corrente personale, e questo dice tutto, per cui siccome la dipendenza economica cammina a stretto braccio con la violenza, è chiaro che è un perno sul quale bisogna lavorare molto. Molto chiara e la ringrazio, però Presidente, io sono dell'idea che abbiamo pochi strumenti, nel senso che per fare quello che dice lei bisogna investire, e per investire servono soldi. Abbiamo bisogno di case, di accoglienza per questi ragazzi, abbiamo bisogno di capire che forse questi uomini che maltrattano la donna e automaticamente poi i traumi si ripercuotono su queste povere creature che vivono questi tremendi disagi familiari, vengono portati via con la mamma deve abbandonare la casa e andare in queste comunità. Io è da anni che dico, Presidente Beolchi, che dovrebbero essere portati via gli uomini, ecco, non la donna che deve lasciare, perché vede, io purtroppo sfortunatamente tocco con mano questa realtà. Io ho avuto dei ragazzini che scappavano da queste comunità e da queste case, e le trovavamo nei gradini di casa perché loro volevano tornare nella loro casa.
nonostante le liti, nonostante tutto, ma era la loro casa, era il loro mondo. Mi sembra che non si facciano dei passi avanti, pochissimo. Sabato ho avuto il presidente cambiamento maschile, ma se non c'è la volontà di cambiare i numeri non li abbiamo. Questi uomini fanno fatica ad arrivare a questi centri, bisogna che siano costretti, molte volte sono le stesse donne che cercano di accompagnarli. Mi sembra che dei passi in avanti non li abbiamo fatti, ma poi quello che mi preoccupa molto è che ricadono sulle fragilità. Andiamo a vedere chi sono quei ragazzini o quei ragazzi, non tutti, ma una buona parte, che si comportano male, il disagio, il malessere che hanno vissuto fin da piccoli. Perché dobbiamo anche capire, noi etichettiamo subito delinquenti, spacciatori, però poi non andiamo a vedere nel profondo perché si è arrivati a questo, dov'è l'accompagnamento. Io dico sempre, Presidente, che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, io devo fare un percorso educativo che mi aspetta di diritto, e se non ho la famiglia chi me lo fa? È questo che non riesco a capire. Il mondo è il volontariato diviso, frastagliato, politicizzato. Prego, Presidente. Dunque lei ha colto appieno quello che poi è il mio pensiero e anche il mio obiettivo di programma, perché è vero che mi occupo di orfani, ma punto molto sulla prevenzione, su due filoni. Intanto ho appena scritto un libro per bambini proprio sul cambiamento culturale, perché si sente ovunque e dovunque di cambiare culturalmente la mentalità, ma non certo possiamo farla al liceo quando i ragazzi sono formati, cioè anche lì è giusto, bisogna iniziare già dalle materne, e quindi ho scritto questo libro che si intitola Fatamame, la magia dell'amore, proprio per insegnare e dare degli strumenti sia alle famiglie sia alle insegnanti, intanto di affrontare sin da piccoli che cos'è la violenza di genere e combatterla, insegnare l'educazione al rispetto e dare degli incipit ai bambini e alle bambine per crescere poi dei sani e modelli persone per una futura società. Ma un altro punto essenziale è proprio la prevenzione sugli uomini, perché se il femminicidio ad oggi è l'unico crimine prevedibile e prevenibile, aumenta e non diminuisce, dobbiamo cambiare un attimo la posizione. Cioè, io credo che sia arrivato il momento, visto che viviamo e subiamo tutti i giorni morti di donne per mano di un uomo, bisogna spostare l'attenzione agli uomini, ma non in via punitiva, in via educativa, prima, non dopo, perché io sfido chiunque che uccide con 50 martellate in testa ad applicare un programma di rieducazione. Allora dico, facciamolo prima. E come? Nel momento in cui una donna con molta difficoltà la invitiamo e la suggeriamo, l'accompagniamo a denunziare, perché ripetiamo che la denuncia è sempre non la condanna ma la salvezza di una donna, bisogna da quel momento aiutare la donna comunque per un percorso, ma rimanendo nella sua casa insieme ai suoi bambini, ovattandola di quella che è stata una violenza fino a quel giorno, fisica e psicologica. Non ci dimentichiamo che tutto parte dal gaslighting e quindi da una manipolazione. Ma a quel punto, in modo coercitivo, cioè in modo proprio forzando gli uomini, devono essere prelevati, accompagnati ad un centro e lì rieducati con degli specialisti per anche valutare fino a che punto quell'uomo ha o rappresenta delle patologie. Solo così si può sanare la situazione. Allora, vediamo anche la copertina del libro dalla regia, per cortesia, per far capire, ecco, l'importanza anche di queste donne che stanno cercando anche con la scrittura, con questi libri, di far capire l'importanza di conoscere, di leggere. Presidente Conte, ecco, questo, vediamo il libro della dottoressa Beolchi, mi fa molto piacere, guardate che bello, ecco, questi occhi. È dedicato proprio agli orfani, tratta un libro che chiaramente con le dovute accortezze affronta dei temi proprio per insegnare tramite l'esperienza di una donna che diventerà morta per femminicidio, ma che diventerà una fatina, Fatamami, che rientra sulla terra e racconta cosa sia necessario fare per evitare tutto questo.
Perciò leggete questo libro, è molto importante, specialmente in un momento molto delicato, ma lo dico anche agli uomini, imparate anche a leggere qualche volta, perché si legge anche molto poco. Invece magari anche con vostra moglie, con la vostra compagna, con i vostri figli, leggere un bel libro assieme non farebbe di sicuro male, anzi vi aiuterebbe a crescere. Presidente, emigrazione di ritorno 300 italo-argentini nella Marca per lavorare. Questo mondo, tantissimi numeri, specialmente anche nel Veneto e non solo, che sono andati all'estero per cercare di trovare, ecco, un lavoro migliore, sfamare le famiglie, queste donne che rimanevano a casa con i figli, con tanti figli. Però mi sembra che questi figli siano cresciuti bene, sì che ne avevano tanti, nel rispetto delle regole. Qualcuno mi dice ma non si conosceva quello che succedeva, io non ci credo proprio, non vediamo dei numeri che possano far capire sì che erano 7, 8, 10 figli anche una volta e queste donne da sole che mandavano avanti la famiglia nel rispetto delle regole, si facevano rispettare. C'era il matriarcato una volta, poi è arrivato il patriarcato e è successo il finimondo. Prego Presidente. Sì, beh, l'argomento di questi ragazzi discendenti di emigranti italiani che stanno pensando anche di rientrare in Italia è una situazione reale che si vive maggiormente nella nostra regione, in modo particolare nella provincia di Treviso, dove ci sono tante possibilità di occupazione e mancano le persone che vadano a lavorare. Quindi quello che stiamo facendo come associazione, ma non siamo noi soli, perché è partita l'iniziativa, è partita proprio dall'Argentina, un paese che purtroppo ha vissuto in passato dei periodi molto buoni, molto positivi anche da un punto di vista economico, ma attualmente in una situazione di crisi ricorrenti in questi ultimi 2 anni la situazione dell'Argentina è ancora di difficoltà abbastanza accentuata da un punto di vista economico. Quindi ci sono dei giovani che pensano di tornare nei paesi da cui sono partiti i loro nonni, i loro bisnonni. L'iniziativa, dicevo, è partita dall'Argentina, da una delle associazioni argentine che ci hanno messo a disposizione proprio quello che loro stanno facendo come esperienza per poter trovare la rispondenza da parte del nostro territorio. Non è sicuramente un percorso facile, perché se è vero che ci sono dei giovani disponibili a venire in Italia e se è vero che ci sono possibilità occupazionali nei nostri territori, è anche vero che quando arrivano questi giovani comunque sono al di fuori del loro contesto, hanno bisogno nel momento in cui arrivano di trovare anche una situazione che consenta loro di inserirsi nel mondo produttivo del nostro territorio. Non hanno la difficoltà della lingua perché molti parlano già l'italiano oppure parlano il dialetto, e questo in un territorio dove molto spesso si parla tutti un po' in dialetto non è un problema della lingua, il problema principale è quello dell'alloggio. Mi conforta avere l'informazione proprio di queste ultime settimane che sono le nostre aziende che stanno pensando a questo perché si rendono conto che il problema reale che blocca magari questi trasferimenti è proprio questo e stanno pensando a costruire, a realizzare degli alloggi, qualche azienda li ha già a disposizione ed è pronta appunto per ospitare questi giovani. C'è un altro aspetto da affrontare che è quello della professionalizzazione. C'è la possibilità di organizzare anche dei corsi, dei colloqui online per far sì che la proposta di lavoro trovi l'adeguata rispondenza da parte del lavoratore. Quindi c'è la possibilità, usando anche quelle che sono le facilità comunicative attuali, di mettere in relazione questi due mondi. C'è un altro problema da affrontare che è quello dei contratti di lavoro. Naturalmente un ragazzo che viene in Italia non viene per lavorare 3 mesi e dopo non saper cosa fare, ha bisogno di trovare una certa stabilità, quindi di contratti che, sia pure essendo a termine, abbiano una durata che consente quantomeno di, tra virgolette, ammortizzare i costi che incontrano per trasferirsi in Italia, perché c'è anche il viaggio che costa, per l'alloggio che non è giusto mettere a disposizione in maniera gratuita, perché nel momento in cui una persona lavora è giusto che quello che ha, abituandosi a quelle che sono le norme, lo paghi.
Quindi magari un affitto a costo ridotto, un affitto agevolato, ma incontra anche dei costi per pagarsi l'affitto. Perché, ripeto, se noi vogliamo dare una prospettiva che si proietti nel futuro, non dobbiamo limitarci a quella che è la situazione contingente. Per 3 mesi diamo l'alloggio, lo occupiamo per 3 mesi e dopo questo si trova sulla strada. Bisogna dare una prospettiva futura. Le nostre aziende, e lo dico con soddisfazione, stanno maturando questa idea, la stiamo affrontando come problema anche con la Camera di Commercio. La Camera di Commercio all'estero, le Camere di Commercio italiane all'estero, su questo ci sono di supporto, quindi credo che ci siano le basi per poter affrontare in maniera reale e concreta il problema senza creare nuovi traumi di immigrazione. Allora, molto bene Presidente, la ringrazio perché parliamo di accoglienza. Presidente Beolchi, come vengono accolti questi orfani, questi ragazzi? Qual è il percorso che viene fatto? Ecco, ci spieghi un pochino, perché noi non sappiamo mai niente. Se io non invito queste associazioni, no, eppure fate molto nel territorio, però bisogna dare più visibilità, sapere cosa sono, cosa fanno e soprattutto il percorso di accoglienza per questi orfani. Prego, Presidente. Intanto è un argomento molto complesso perché non esistono delle linee guida stabilite, cioè sono diverse anche da famiglia a famiglia e a volte anche nella stessa famiglia, perché c'è differenza per esempio di accogliere un bambino o una bambina a seconda anche del caso, se hanno vissuto ed erano presenti durante il crimine. Quindi il fatto dell'accoglienza è un'associazione come Idela, come la mia associazione, è l'associazione che entra in punta di piedi nella famiglia che rimane. C'è chiaramente un tribunale per i minorenni che interviene immediatamente facendo le congrue valutazioni di famiglie, della famiglia esistente, cioè valuta se ci sono dei nonni materni, nonni paterni per i quali appunto poter affidare i nipoti, i bambini. E quindi in genere più fortunati vengono chiaramente assegnati alle famiglie della mamma e da lì chiaramente un'associazione come la mia, Idela, cerca di stare al fianco della famiglia e supportarli su quelle che sono poi tutte le necessità quotidiane che ha un bambino, perché ricordiamoci anche un nonno o dei nonni che hanno magari 70-80 anni, che hanno la loro vita con una dimensione, no, giusta per l'età che vivono, chiaramente 2 o 3 bambini comincia ad essere una situazione ben più complessa. Molti bambini non hanno la stessa fortuna di essere magari trasferiti dai nonni perché gli stessi magari hanno una casa piccola che fisicamente non può ospitarli e lì comincia un altro dramma perché comunque inizia il frazionamento anche di quello che rimane di una famiglia, quindi ho bambini che sono stati divisi per famiglie, che si trovano in regioni diverse. Quindi ecco perché dico non c'è mai una situazione ben chiara e stabilita, si valuta la famiglia nella quale purtroppo accade questo femminicidio, i familiari che rimangono, quelli che sono disponibili e disposti, perché non tutti accettano di, sembrerà assurdo, di seguire i propri bambini, i nipoti o una sorella o una zia. Per cui da lì si fanno delle valutazioni e si cerca di dare tutto il supporto per non lasciarli soli. Vede Presidente, io purtroppo ho un caso qui a Treviso di questi genitori, giovani anche, che sono andati in Russia e hanno portato a casa tutti e 3 i fratelli, 2 ragazze e un bambino, 2 bambine e un bambino. Il problema che noi viviamo ancora adesso, anche oggi, è che questa mamma non è riconosciuta questa famiglia, il grande lavoro che hanno fatto, ecco, di accoglienza, per non dividerli, come ha detto lei, che uno va da una famiglia, uno va da un'altra. Sta passando le pene dell'inferno, anzi, è vista come una mamma che crea problemi, perché Lisa, che è la seconda, adesso ha 18 anni, ecco, non parla ma sente. E lei non intende a metterla nei CEOD perché dice l'ho già tolta da un inferno e mia figlia non è disabile, ha solo bisogno di una struttura adeguata con appunto una tecnologia che la
aiuti con l'insegnante di sostegno che è per la scuola, ripeto, non è per l'ISA, perché qui si fa confusione, nessuno spiega neppure questo, però sta passando le pene dell'inferno. L'ISA non riesce a fare le scuole come dovrebbe fare, fino adesso non le ha fatte. Questa mamma, l'ho sentita ieri, che si deve pagare tutto per dare quello che ha bisogno l'ISA, perché non viene aiutata da nessuno. Capisce che questi bambini erano 3 orfani alla fine e lei li ha presi. Ma cosa offre il mio paese? E io devo essere fortunata a essere a Roma, dove c'è magari la presidente Beolchi che capisce il dramma e cosa hanno fatto questi 2 genitori per non dividere, invece di premiarli li penalizzano. Ma che mondo siamo? Ma dove sono, ecco, tutti questi aiuti che dovrebbero ricevere questi genitori, e invece sono lasciati a se stessi? Anzi, le ripeto, ho dovuto mettere un avvocato per difenderli, perché da sola non riusciva più a difendersi, anche se era una guerriera. Siamo molto lontani, Presidente, da quello che si dovrebbe fare, si potrebbe fare, da quello che si vuole fare invece, che è l'incontrario. Sentiamo Rinaldo, poi sentiamo anche cosa mi dice. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo qua in Italia i problemi seri e la politica non gli interessa. Questi sono i problemi reali del paese, ma alla politica queste robe non gli interessa. Testa su e nue, su altre robe. Al discorso che i parenti di italiani una volta poi tornano, è giusto, ma perché non mettiamo a posto quelli che abbiamo qua giovani, che abbiamo una speranza, che futuro ha i nostri giovani qua in Italia? Un lavoro, va bene, da studiare tanto, un lavoro, 1.200 euro al mese, mi sa fare una famiglia, marito, moglie, che abbiano figli, dove vai a mangiare? Vieni da qui, se ti dà ancora il banco solidale, fra 30 anni, ora, ma di cosa si può dire parlare? Devo non parlare, è giusto parlare di problemi, ma è giusto anche che lo Stato vada in cerca di risolverli, Mirella, se no acqua e acqua, non fa fritto, tutte belle parole, belle iniziative, anzi da approvare in tutti i sensi. Io conosco bene la storia di tanta gente che si è andata via, go amici che sono andati in Canada, che sono andati in Brasile, in Australia, chi che ha fatto fortuna e chi che si è tornato in brio con le braccia e cacconare. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo l'uomo o una fortuna o è bravo a soffrire perché i paesi, un italiano su quei paesi, a parte loro che sono nati in Brasile, che ne sono 50 milioni discendenti dagli italiani, non uno, 50 milioni, nel Rio Grande del Sud. Vabbè. E ora il governo fa 6 case per la povera gente, ti vedrà chi più si sposa e mette al mondo quanti operai che vuoi. Perché uno, quando andremo fuori negli anni 50, ha fatto le case dell'Ina Casa, che tutti pagavano la tassa, no? E ti dai il diritto di fare domanda per la casa. Ti faceva i casi, ti pagava 10.000 lire al mese, 9, 10, a secondo i vari che aveva, va bene. E dopo 25 anni la casa era sua. Io San Marco, Pusina. Veloce, sei troppo lungo, Rinaldo, dai. Ti mette in atto queste robe qua, non è vere robe. E quello non mi interessa nessuno. Passi sta bene e povera gente. Grazie Rinaldo, Ciao, devo chiudere, se no non ce la faccio, hai detto tante cose, naturalmente è giusto sentire anche a casa le riflessioni, Presidente, ma quello che io vorrei sentire anche da lei, quello che sta succedendo, Presidente Beolchi, a queste famiglie, ne sono tante, ecco, anche ad esempio l'adozione è faticosissima in Italia, costa tantissimo, eppure come dice lei sono bambini che avrebbero tutto il diritto veramente di avere una famiglia, abbiamo tante coppie che sarebbero disponibili, però non si va avanti, Presidente, ha sentito cosa le ho detto di questo caso, ma chissà quanti casi ci sono che non conosciamo, io ho detto quello che conosco, ma è mai possibile? Anche invece di premiare questa famiglia, mettere bastoni tra le ruote in tutti i settori, dalla scuola agli servizi sociali, ma non è possibile, io ho il coraggio di dirle, è una vergogna questa, prego. Su questo mi trova pienamente d'accordo con lei, siamo ben lontani, mi sembra che ci siano correnti che proprio punitive nei confronti di chi si assume delle responsabilità con amore
Se basti pensare che ad oggi ci sono tutti i giorni convegni, dimostrazioni, perché se una donna denuncia un genitore maltrattante, si separano, si ritrova in situazioni in cui i bambini minori si preferiscono sottrarli, perché se non li ha un genitore con una seconda chance educativa non ce li deve avere neanche una mamma, e questo la dice tutta. Quindi è uno spaccato molto drammatico, molto da risolvere, e sembra veramente volti sulla punizione e non sul fatto di aver salvato dei bambini, in questo caso come il caso che lei ha appena detto. Io purtroppo ne vedo tante, e dico sempre i bambini orfani che seguo di femminicidio, paradossalmente il crimine della madre diventa la cosa meno dolorosa, perché dal giorno successivo la loro vita è un calvario. E questo perché c'è una burocrazia tortuosa, c'è una problematica di rimanere soli, c'è una dimostrazione di dimostrare, devono dimostrare veramente a loro stessi di potercela fare da soli, perché altrimenti è veramente un argomento tanto complesso. La ringrazio Presidente. Allora adesso da Roma, indovini dove la porto? La porto in Cansiglio a vedere questa giornata, questi trevisani nel mondo, questo Cansiglio Day 2025. Andiamo a vedere, poi sentiamo il Presidente Franco Conte. Tanti non tornano, e questo è il problema. Non tornano perché all'estero, in altri paesi, trovano delle condizioni migliori di quello che è in grado di offrire l'Italia. Questo deve far riflettere tutti noi. Trevisano, non scordare quella terra tanto bella, a cui devi le tue doti di profonda umanità. E questo è il messaggio dell'edizione 2025 del Cansiglio Day, la festa che l'Associazione Trevisani nel Mondo organizza da 31 anni sulla piana del Cansiglio. Un'organizzazione che il prossimo anno compirà il mezzo secolo di vita e che mantiene saldo il legame tra chi è partito a catar fortuna e le proprie radici. Quest'anno con una novità in più, la presenza dell'ultima sezione fondata in Brasile. Noi di origine italiana che siamo in Rio Grande do Sul ci sentiamo più italiani che brasiliani. Per questo c'è chi vuole tornare dove sono le proprie radici. Resgattare le origini e anche la cultura degli italiani, perché se non fosse per gli italiani il Brasile non sarebbe il Brasile che è ancora. E dobbiamo portare avanti, onorare i nostri antenati e anche fare sapere ai nostri bambini la storia dell'emigrazione, dove sono partiti i nonni e cosa hanno fatto. Raccontare il passato guardando però al futuro, come il ponte tra Treviso e l'Argentina per portare nella Marca trevisani di terza generazione, diplomati o laureati, per dare una risposta alla richiesta di tante nostre aziende. Io spesso dico la provincia di Treviso è la provincia del cercasi, perché girando per le nostre strade troviamo tanti cartelli appesi un po' dappertutto, dove si fa richiesta di personale. Ponti quindi tra stati e continenti che sono anche il primo segnale di pace, come ricordato Monsignor Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto, presiedendo la celebrazione eucaristica. I confini non siano barriere, siano dei ponti, non è sempre facile, non siamo ingenui, però ecco, fare sì che i confini diventino luoghi di incontro più che barriere di esclusione. Integrazione quindi, ma nelle regole di chi ti accoglie. Questo hanno vissuto i nostri emigranti, questo è il messaggio da un trevisano di terza generazione dal Brasile ai giovani immigrati nella Marca. In primo posto devono essere fieri dei loro padri, dei loro genitori, perché sono stato, penso, difficile per loro, e anche devono seguire la legge, ecco, andare d'accordo, rispettare a tutti, e poi devono essere l'orgoglio dei loro genitori, non fare robe brutte, quindi questo è il mio consiglio. Allora,
Presidente Conte, abbiamo visto questo bellissimo servizio su uno dei posti più belli che abbiamo, il Cansiglio. Ho sentito un giovane parlare che cerca di coinvolgere anche gli altri giovani, ma i giovani non ci sono neppure là, molti diversamente giovani. Ecco, perché non coinvolgere in queste situazioni molto particolari dove tu capisci cos'era anche la tua storia, la tua radice, i giovani, le scuole, gli scout, penso, perché la Chiesa quando vuole, quando deve andare a Roma dal Papa, riesce a radunare i giovani. Penso che radunarli in un evento così importante, per far capire anche le origini, far capire questi ragazzi, questo ragazzo che ha parlato, che mi sembra no bene di più, perché noi dobbiamo comportarci bene, dobbiamo dare buoni esempi. Ecco, mi sembra che si faccia fatica a fare questo. Eppure ormai con le mail si arriva dappertutto, Presidente. Sì. Beh, il problema che noi stiamo vivendo è proprio quello del ricambio generazionale. La maggior parte delle nostre sezioni sono costituite da persone dai 70 anni in su, sono rari i giovani. Devo dire però, e lo testimonia il servizio che è stato fatto, che all'estero, in Brasile per esempio e altrettanto in Argentina, abbiamo dei giovani che proprio negli ultimi anni hanno costituito sezioni nuove, che sono molto attivi, che vanno nelle scuole, che vogliono mantenere un legame con l'Italia, guardando anche a un aspetto non sbagliato, anzi, lo sottolineo, guardando anche a dei ritorni che ci possono essere di vantaggi economici per i due paesi, perché fare i turisti vuol dire movimentare delle persone, ma movimentare anche dei soldi. Quando dei giovani si spostano per lavoro vuol dire creare economia. Ecco, quindi guardiamo anche a questi aspetti e cerchiamo di svecchiare un po' la nostra associazione, quello che stiamo cercando di fare, perché non sia una associazione che vive dei ricordi del passato e che vive di nostalgia. Deve essere un'associazione che si cala in quella che è la realtà attuale. Questo non facendo venir meno il ruolo che hanno avuto gli emigranti italiani. Sarebbe ingeneroso nei loro confronti, ma sarebbe anche un essere non fedeli alla nostra storia. La storia degli italiani è una storia di emigrazione. Se l'Italia è cresciuta è perché gli italiani che sono andati all'estero hanno mandato tanti soldini in Italia. Quando sono rientrati hanno portato un bagaglio non pieno di denaro, un bagaglio pieno di esperienze che hanno maturato nel confronto con gli altri, perché il confronto è sempre arricchente. E mettere a frutto le esperienze acquisite in Italia è stato un passaggio determinante nella nostra storia, perché l'Italia stessa raggiungesse il livello di sviluppo socio-economico che abbiamo attualmente. Non è facile coinvolgere i giovani, noi lo stiamo facendo intervenendo nelle scuole, perché nelle scuole molto poco si parla di emigrazione. Noi facciamo tantissime attività all'interno dei nostri istituti scolastici, ci facciamo promotori anche di scambi tra studenti italiani, trevisani che ospitano studenti stranieri e studenti stranieri che ospitano i nostri, perché, ripeto quello che ho detto un attimo fa, il confronto è sempre arricchente e le esperienze che si acquisiscono sempre portate nel proprio ambito sono positive. Non è un lavoro facile da fare, richiederà sicuramente del tempo, però noi abbiamo maturato ormai che questa è la strada da percorrere e la strada da percorrere, oltre a quella del rientro degli emigranti, è anche quella di accompagnare i tanti giovani che vanno fuori, che vanno all'estero anche negli ultimi anni. E correggo quella che è un'opinione diffusa, quella dei cervelli in fuga, perché i giovani che partono non sono solo laureati, ma sono anche dei giovani lavoratori, sono camerieri, sono cuochi, sono operai, persone di cui il nostro territorio ha bisogno. Perché vanno fuori? Lo dicevo nel servizio, trovano condizioni che per loro sono più soddisfacenti da un punto di vista retributivo, da un punto di vista della facilità della progressione per chi è bravo, della progressione all'interno dell'ambito dove lavora della sua carriera, perché uno dei limiti che ci sottolineano i giovani che partono è proprio questo. Noi prima di avere in Italia dei ruoli di responsabilità all'interno delle aziende diventiamo vecchi.
Noi non abbiamo la cultura del ricambio generazionale all'interno delle aziende e questo lo si vive in maniera traumatica in qualche azienda, perché se i figli arrivano ad assumere le redini quando hanno 60 anni, perché fino a quell'età magari i genitori, i nonni si sono fatti carico di affrontare i problemi, non sono abituati ad affrontarli, non hanno il carattere per farlo, non hanno acquisito la necessaria esperienza e anche l'assumersi in prima linea le responsabilità. Dobbiamo dare spazio anche all'interno delle aziende in maniera più ampia ai nostri giovani, che sono preparati e che sono bravi. Molto bene, la ringrazio perché anch'io credo che abbiamo questi giovani, non tutti ma gran parte, bravi ragazzi, ragazzi bravi che meritano veramente sì, di essere intrigati di più e anche responsabilizzati di più perché sono bravissimi. Pubblicità. Roberta Beolchi, presidente associazione Edela, molto importante, si occupa di orfani e guardate sarebbe da discutere a lungo, assieme a Franco Conte, anche presidente associazione internazionale Trevisani nel mondo. Allora presidente, ecco anche questa accoglienza, questo capire come aiutare, dare la possibilità a questi bambini già con problemi enormi psicologici, pensate a essere orfani, non avere più nessun punto di riferimento, vedersi staccato dai fratellini, andare da una parte, da un'altra. Ecco, cosa direbbe, Presidente, se avesse qua la Presidente Giorgia Meloni, questa Premier che dice sono una donna, sono una mamma, cosa vorrebbe che fosse fatto, Presidente? Vediamo se c'è, che non la vedo. Io ci sono, ecco, vi vedo benissimo. Eccola qua, la vedo. Ecco, cosa chiederebbe alla Presidente Meloni, questa Presidente molto tosta, che sa parlare, che sa comunicare? Ecco, cosa chiederebbe lei che è un'associazione molto importante di aiuto? Diciamo intanto che io sono stata, dopo più di 10 anni che ho deciso di aprire questa associazione, sono stata lo scorso ottobre in audizione in commissione parlamentare d'inchiesta femminicidio con la cui presidente è Martina Semenzato, perché con molto piacere noto che le istituzioni ora sono molto attenzionate anche agli orfani, alle donne ma anche agli orfani, perché quando io decisi di aprire questa associazione il mondo degli orfani di femminicidio era un mondo molto ermetico, chiuso e ahimè pochissimi, quando anche mi relazionavo con convegni, tavole rotonde e seminari, alla fine mi dicevano ma sa dottoressa, ma noi non sapevamo dell'esistenza degli orfani, e infatti io dico sempre che femminicidio purtroppo, e sottolineo purtroppo, non vuol dire soltanto una donna uccisa, ma esistono loro. Quindi diciamo che ho avuto la possibilità di suggerire cosa sia necessario fare e cosa serve a questi bambini nel momento in cui perdono comunque in una sola volta la mamma, perché chiaramente il papà la uccide, ma anche il papà stesso, perché è in carcere o si uccide subito dopo. Io sono dell'idea, sono convinta che comunque questi bambini sono figli di uno Stato, noi li chiamiamo in 1000 modi diversi, sono orfani giustamente di femminicidio, orfani invisibili, eserciti silenti, sono orfani in primis di uno Stato, perché per quanto la mia associazione possa essere di supporto, di aiuto sotto ogni aspetto, non si può sostituire a uno Stato. Lo Stato credo che l'abbia ben compreso, perché gli incontri fatti finora sono tutti attenzionati a non far sentire più soli questi bambini, quindi credo, certo ci vorrà il giusto tempo, però insomma devo dire che c'è attenzione.
Sì, però oltre che a parlare bisogna agire. Mi scusi Presidente, noi abbiamo bisogno di azioni adesso, perché di parole ne abbiamo sentite, di attenzione anche, però al momento io non vedo l'agire. Mi dispiace molto, specialmente adesso che siamo in campagna elettorale. Vai a chiamare qualcuno, la dottoressa Semenzato la conosco molto bene, è venuta anche ospite, ecco, anch'io ho sentito veramente, sì, per carità, belle parole, però io vorrei, ecco, che oltre a parlare adesso agissero, almeno, ecco, per capire dove si vuole andare a parare. Andiamo a vedere invece, si avvicina a fine anno, Presidente Conte, questo calendario Schieson, andiamo a vedere se verrà fatto anche quest'anno, andiamo a vedere questa mostra molto bella, perché anche queste sono le nostre radici, le nostre storie. Andiamo a vedere mostra calendario Schieson Trevisani nel mondo. C'è sempre un velo di magia che avvolge lo Schieson Trevisan, il calendario della civiltà contadina. E mai, come in questa occasione, la mostra che l'Associazione Trevisani nel Mondo ha deciso di dedicargli ha trovato un luogo migliore, la chiesa templare di Treviso. Qui arte, storia e un pizzico di esoterismo si mescolano tra le gesta dei monaci cavalieri finiti sul rogo ufficialmente per pratiche occulte dalla Santa Inquisizione e il mago che, scrutando le stelle e la natura, predice nel lunario come andrà il nuovo anno. E la mostra ripercorre la storia di quello che oggi è il Beppo Gobbo da Casier, anche se un piccolo scoop l'abbiamo fatto nella bottega dell'antiquario Giuseppe Vanzella. Del Schieson Trevisan, questo ritratto di anni 54-8 da Francesco Pisani, pittor fatto nel 1758. Giuseppe Vanzella, questo è il ritratto originale dello Schieson. Questo è l'unico ritratto dello Schieson Trevisan conosciuto. Questo per far capire quanto questo foglio appartenga alla nostra storia e non solo contadina. È un pizzico di astrologia oltre che di astronomia, di magia oltre che di sapienza erboristica, di chiromanzia oltre che di medicina. Vengono testimoniati da questi pannelli che dalla Chiesa Templare diventeranno itineranti per un calendario tornato ai grandi numeri. Noi lo inviamo a tutti i nostri soci, sono oltre 7.000 in tutto il mondo, lo inviamo assieme alla rivista e abbiamo previsto dopo la stampa di altre 23.000 copie. Possiamo dire che avete fatto veramente un colpo gobbo col Beppo Gobbo? Beh, penso di sì, perché era un lunario in via di estinzione. L'anno scorso noi siamo riusciti ad acquisire la proprietà proprio nello stretto tempo necessario. Mostra visitabile fino al 6 gennaio e non a caso, perché la sera dell'Epifania anche i Panevind daranno il loro pronostico. E a tal proposito sentiamo qual è il pronostico per il 2025. Per il mondo agricolo si preannuncia un anno favorevole, soprattutto per quanto riguarda quello che ci interessa da vicino, la produzione del vino. Dopo fa riferimento il pronostico del 2025 anche all'intelligenza artificiale, mettendoci un po' sul chi va là. Si preannuncia che ci sia, grazie anche al giubileo, la fine di tutto quello che sta martirizzando il mondo, cioè le guerre. Insomma, positivo quest'anno. Sì, si preannuncia un 2025 positivo. Oddio Presidente, abbiamo aperto male il 2025, ma lo stiamo chiudendo bene, dando ragione a Beppo Gobbo da Casier su questi pronostici. Sì. Ecco, cosa succederà quest'anno? Si andrà avanti, si continuerà? Perché penso, intanto complimenti Presidente per aver ridato fiato e vita e respiro a questa bellissima tradizione che avevamo. No, certamente si va avanti e io dico ogni anno qualcosa in più, perché oltre a riproporre l'edizione 2026 che uscirà verso metà novembre. Siamo prossimi, uscirà verso metà novembre perché viene inserito il pronostico di cui si è parlato prima, che non viene confezionato tanto tempo prima, bisogna anche chi lo prepara deve avere alcuni strumenti, alcune osservazioni a disposizione, quindi verso metà novembre uscirà. E uscirà anche, e questa è un'altra chicca di cui anticipo la notizia, una pubblicazione, un libro sulla storia di questi oltre 300 anni del calendario, che sicuramente è il più conosciuto a livello trevisano, però io lo trovo e ci viene chiesto anche da paesi lontani. Per esempio noi abbiamo richieste che vengono dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Lazio, laddove ci sono dei trevisani, ma anche da persone che non hanno origine nel nostro territorio. Ci viene richiesto dall'estero,
Quindi vuol dire che la memoria di questo strumento di lavoro, perché i contadini lo consideravano uno strumento di lavoro, si è perpetuata nel tempo. Credo che abbiamo fatto un'operazione di rispetto della nostra cultura quando a fine 2023, quando si sapeva che non sarebbe uscita l'edizione dell'anno successivo, il 2024, noi all'ultimo momento siamo riusciti ad acquisire la proprietà. Abbiamo fatto in tempo a preparare l'edizione 2024, abbiamo potenziato nel 2025 con la mostra di cui ha parlato il servizio, edizione 2026 sarà accompagnata da questo catalogo che presenteremo in giro per il nostro territorio. Devo dire che la mostra, che è nata per essere itinerante, è stata ospitata in tantissimi comuni della provincia di Treviso. Venerdì di questa settimana, tra 3 giorni, verrà inaugurata a Caerano San Marco e dopo continuerà nel suo giro a Gagliarine, a Fontanelle. Adesso vado un po' così a braccio perché non ricordo le date di tutte. Abbiamo ancora tantissimi comuni che si sono messi in lista per poterlo ospitare. Fa parte delle nostre origini, delle nostre tradizioni, è un componente delle nostre radici. E il calendario nelle scuole, magari quelle elementari, magari dalla quinta elementare, non sarebbe mica male per vedere se questi ragazzi si intrigano a leggere, a capire. Cosa dice, Presidente? Può essere un'idea. La mostra e il lunario è entrato anche in qualche scuola, non in molte scuole per ora, però confido che possa nei prossimi anni, così come altre iniziative che abbiamo realizzato, trovare un adeguato spazio anche all'interno dei nostri istituti scolastici. Che magari si intrigano di più anche all'agricoltura, questi ragazzi, leggendo. Certamente magari. Sì. Ecco, io sono dell'idea, ma bisogna iniziare da piccoli, no, dargli all'università, forse se li diamo alle elementari forse andiamo meglio. È un calendario però anche alla Presidente Beolchi. Presidente, glielo mandiamo, vero? Se alla ci lascia i riferimenti, Beolchi, con vero piacere. Presidente, un bel calendario per capire le storie nostre. Allora, rivediamo il libro della Presidente Beolchi, questo libro importante. Come ci saluta, Presidente? Cosa vuole dire? Prego. Allora, io credo che dobbiamo tutti fare rete per un cambiamento che si basi quest'anno più che mai sull'educazione al rispetto dell'essere umano, sulla valorizzazione delle differenze e sul fatto di puntualizzare che ogni bambino cresca con la consapevolezza di rispettare una bambina e che un no non debba essere preso come un rifiuto, bensì come un momento di crescita. Grazie veramente, grazie dottoressa Beolchi di essere stata con noi, Presidente Associazione Edella, perché è un'associazione veramente che sta molto a cuore alla Mirella. Sapete che le figure che mi stanno più a cuore sono i bambini diversamente giovani, non c'è niente da fare, le fragilità in particolare, perciò veramente grazie dottoressa, leggete questo libro, leggete assieme alla famiglia che vi farà solo che bene. Grazie, grazie, il Presidente Conte si ferma ancora, pubblicità. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Allora saluto e ringrazio veramente Daniele Nicolai, ricercatore ufficio studi GCA di Mestre. Grazie Nicolai di essere qui, veramente grazie dottore. Grazie anche a Alberto De Togni, vicepresidente Veneto Confagricoltura, grazie anche lei. È rimasto con noi Franco Conte, presidente Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, perché ha fatto un discorso molto importante su quello che potrebbe essere anche il lavoro di questa emigrazione di ritorno, 300 italo-argentini nella Marca per lavorare. Allora inizierei proprio dal dottor Nicolai. Dottor Nicolai, cosa ne pensa di questa idea, di questa voglia di ritornare a lavorare in Italia, questa apertura che sta facendo anche il presidente Franco Conte? Prego. Ma sicuramente è un punto fondamentale per attrarre occupati qualificati, ne abbiamo bisogno. Sappiamo benissimo che tutti i settori economici sono permeati dalle difficoltà proprio nel reperire manodopera, non solo qualificata, ma anche manodopera in via generale, ed è chiaro che queste difficoltà sono aumentate nel tempo in misura quasi geometrica. Faccio un esempio: se in Veneto nel 2017 appena 2 imprenditori su 10 dichiaravano appunto difficoltà nell'impiego appunto di manodopera,
oggi sono più di 5 su 10, quindi sono oltre la metà. Si diceva appunto i comparti dove c'è più difficoltà sono sicuramente quelli dove anche c'è una stagionalità e quindi c'è un'enorme difficoltà nell'organizzare ovviamente i turni di lavoro e concentrarli in certi periodi dell'anno. E non dimentichiamo la manifattura, dove se prima si parlava che appunto erano 5 imprese su 10 che lamentavano difficoltà, per la manifattura e soprattutto per gli operai specializzati arriviamo anche a 7 su 10. Molto chiaro, più chiaro di così, però vorrei sentire anche Alberto De Toni, vicepresidente Veneto Confagricoltura, su quello che si legge più regolari ma per meno ore, è il lavoro grigio. Il numero di giornate molto basso non giustifica la mole dell'attività di raccolta delle campagne. Prego, come commenta questo titolo che abbiamo letto sui giornali? Prego. Ma sicuramente noi abbiamo grossissimi problemi a reperire la manodopera, soprattutto la manodopera stagionale che ci serve in periodi molto brevi e concentrati, che sono i periodi di raccolta. E quindi ovviamente la difficoltà è quella di garantire alla manodopera, che dovrebbe essere assunta, periodi di lavoro più lunghi, ma purtroppo proprio per la caratteristica delle nostre aziende, dei nostri lavori, non è possibile fare questo se non con periodi molto brevi. Una cosa che ci risolverebbe molto dei nostri problemi sarebbe la reintroduzione dei voucher, non quelli che ci sono adesso, ma come erano stati congegnati e ideati all'inizio, che per noi erano veramente un grande aiuto proprio per questo tipo di manodopera e per avere manodopera assolutamente in regola e assunta, perché col voucher eravamo assolutamente a posto. È vero quello che dice, la ringrazio anche per aver anche toccato un tema molto delicato, che è quello che quando le cose vanno bene in Italia si tolgono. Io non riesco a capire quando una cosa funziona in Italia viene tolta e si mettono delle cose che non vanno bene a nessuno, che creano problemi, ulteriori problemi, li ingigantiscono invece di semplificare. Allora, Presidente Conte, lei è stato anche all'interno della provincia, era un membro importante, sa di cosa parliamo, ma allora come facciamo a lavorare queste persone? Io lo dico sia a Nicolai che a De Toni, ma lo dico anche a lei che forse conosce il mio pensiero, ma tutti questi ragazzi che sono all'interno di queste strutture, scusatemi, che mi chiedono quando vado a trovarli, perché riesco a entrare qualche volta, porto loro anche da mangiare, devo dirlo, perché anche là siamo scarsi, avrebbero voglia di lavorare, però non hanno la possibilità di uscire perché non hanno il cartellino del colore giusto, perché adesso abbiamo fatto i colori, cioè devi arrivare a quel colore per poter uscire, perché vuol dire che hai i documenti in regola, ma in attesa che questi documenti siano in regola, invece di lasciarli su quelle stanze, pensate a 18-20 anni, quei muscoli così, perché sono nati su paesi dove per sopravvivere devi camminare, correre, mangiare quello che trovi, così hanno i muscoli, ve lo dico io, se volete vedere, se mi facessero far vedere ste robe, no, li lasciamo là in attesa che arrivi il colore, ma siamo fuori di testa in Italia e noi abbiamo sentito sia la CGA che la Confagricoltura che dice abbiamo bisogno di lavoro, non ci vorrà mica la laurea per lavorare sui campi o seminario, raccogliere, però con un giusto pagamento, le ore giuste, perché anche i contratti, qua ne parliamo poi con Nicolai, io ho visto dei contratti dove non si riusciva mica a capire se era un contratto o qualcos'altro, io ho anche chiamato e mi hanno buttato giù il telefono quando hanno sentito che non era la persona che... Cioè capiamoci bene come sta funzionando. Conte, ma come deve funzionare in Italia? Ma concordo perfettamente con quanto ha detto il vicepresidente di Confagricoltura a proposito dei voucher. Erano una forma di lavoro retribuita secondo i canoni dei contratti che esistevano, era lavoro regolare, non c'era necessità di ricorrere al caporalato e quindi era un sistema che andava bene a tutti, tranne a una categoria, perché mi pare di ricordare che si sono opposti soprattutto i sindacati, che puntavano ad avere dei contratti di lavoro duraturi nel tempo.
Anch'io sono d'accordo che una persona per avere la sua dignità deve avere un contratto duraturo, però se io aspetto un contratto duraturo nel tempo che non arriva mai, rischio di arrivare all'età della pensione e allora quantomeno la possibilità di lavorare per alcuni periodi all'anno. Capisco perfettamente la situazione del mondo agricolo, loro hanno dei lavori stagionali, non possono dare un contratto per i 12 mesi. Comunque consentiva alle aziende di poter avere il personale e a giovani, c'erano anche studenti che usufruivano del lavoro tramite voucher, che potevano pagarsi una parte dello studio, era un sistema che andava bene a tutti, tranne a chi puntava al contratto duraturo. Io dico, piuttosto che aspettare e non arrivare mai ad averlo, è meglio lavorare per qualche periodo all'anno. Magari fosse che il governo ci ripensasse e venissero reinseriti. Credo che andrebbe a beneficio di tutti, dell'economia in generale, del mondo del lavoro, delle nostre aziende, dei lavoratori, andrebbe a beneficio di tutti. Auspico che ci sia qualcuno che si fa carico di tornare a riproporre questo sistema. Sentiamo cosa ne pensa Daniele Nicolai. Cosa ne pensa il dottor Nicolai sia di quello che ho detto io, di quello che ha sentito anche dal Presidente Conte? Bisogna che cerchiamo di accelerare su quello che funzionava e se funzionava farlo ritornare. Cioè, penso che non sia la fine del mondo. Prego. Certamente sì, poi lei metteva a punto giustamente la questione salariale vista come ovviamente certi tipi di contratti che non rispecchiano minimi tabellari eccetera. Bisogna però dire questo che le grandi sigle nazionali, la stragrande maggioranza dei contratti è positiva e rispetta anche criteri che sono non solo vicini al salario minimo ma addirittura superiori in certi casi. E dobbiamo anche mettere poi altre parti della retribuzione che sono bonus eccetera, che quindi vanno a aumentare i livelli retributivi. Purtroppo il problema rimane per delle contrattualistiche che riguardano sigle sindacali praticamente sconosciute e sulle quali invece il CLEL o comunque le organizzazioni, ecco, proprio tutto il tessuto economico dovrebbe monitorare spontaneamente e cercare di evitare di cadere in queste situazioni. Abbiamo parlato appunto della necessità di reintrodurre questo voucher che per l'agricoltura hanno rappresentato veramente un punto di forza e hanno potuto anche preservare in quei periodi che sono stati utilizzati anche dei picchi che sono i picchi produttivi di raccolta, come si diceva prima. E tenete anche conto questo che l'agricoltura per il Veneto rappresenta un settore che è molto importante, paragonabile quasi all'industria. Cioè, se pensiamo che la produzione agricola veneta vale più dell'11% del totale nazionale, possiamo capire che non è un mondo che è tramontato perché comunque in Veneto c'è la manifattura che regge il passo della competitività, perché regge il passo nell'export, ma anzi si è sviluppata ulteriormente in Veneto, tant'è che è tornata su delle quote che sono superiori a quella degli anni 80, quindi capiamo che la necessità di assecondare questo processo di crescita, di preservare il territorio con prodotti di qualità, con ovviamente meccanizzazione, con innovazione, non è sufficiente, serve anche forza lavoro e appunto in questo momento qui per continuare a crescere è necessario proprio avere risorse umane. Anche perché penso, Nicolai, che la formazione si può fare anche durante il lavoro, che impari a lavorare, seguito da persone che possono insegnare. Io a questi ragazzi, quando dico voi cosa sapete fare, ecco, lo dico in maniera che a casa capiscono e mi dicono lavorare la terra. La conoscono anche bene la terra. Non avranno i mezzi che abbiamo noi, per carità, ma sono molto svegli, minimo sanno 2 o 3 lingue, ve lo posso assicurare. E sono ragazzi che hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, poi non lamentiamoci se poi li troviamo a delinquere, perché qualcuno va fuori di testa, che state voi chiusi giorni e giorni in queste stanze, ecco, sbarre, ma ho visto delle cose allucinanti, cioè non sono mica tutti delinquenti, quelli che arrivano, né spacciatori né drogati, sono persone anche per bene, ragazzi che cercano di respirare un po' meglio, ma vogliamo attenzionare queste cose invece di guardare sempre gli esempi negativi che naturalmente vengono messi in tutte le televisioni, in tutti i giornali e mai quelli positivi?
Io sarei anche stanca di sentire queste cose. E ad esempio un tasto importante, quello chiedo a De Toni, è le case. Non abbiamo le case. Allora, Presidente Conte, allora siamo pieni di conventi, di frati, di suore abbandonati perché non abbiamo più suore, più frati, non abbiamo più niente. Volete capire che dobbiamo iniziare? Ho detto che arrivo dal Papa a dire questa roba perché non è possibile. Abbiamo stanze con bagni proprio che possono entrare e troviamo le persone in quelle condizioni. La Chiesa è accogliente, allora per farla diventare più accogliente vogliamo aprire questi posti e dare dignità a queste persone di non dormire sulle capanne, per terra, in mezzo ai campi, perché ci sono, inutili che vengano a raccontarmi che non è vero, il lavoro nero e tutte queste storie, dando un po' di dignità alla persona. Sentiamo cosa mi dice De Toni. Assolutamente d'accordo con lei, signora, tant'è che noi di Confagricoltura investiamo molto nella formazione del personale con dei corsi che sono finanziati dalla Regione Veneto e dai fondi europei, e quindi ogni anno noi crediamo assolutamente in questo tipo di formazione proprio per avere la possibilità di dare a questi giovani, a queste persone che si avvicinano al mondo dell'agricoltura, una formazione che gli permetta di lavorare al meglio e in sicurezza, perché un altro dei grossi problemi che abbiamo, soprattutto noi agricoltori, il mondo agricolo, è l'infortunistica dei nostri collaboratori. Per cui per noi sfonda una porta aperta, perché per noi è cosa di routine giornaliera fare formazione. Per quanto riguarda quello che lei sottolineava dell'acquisizione e recupero di fabbricati per appunto alloggi di queste persone, noi a Verona con il nostro ente bilaterale che si chiama AgriB è un ente proprio bilaterale perché al suo interno ci sono sia i datori di lavoro, quindi Confagricoltura con diretti CIA, sia i sindacati dei lavoratori, tutti e tre i principali. E stiamo lavorando in sinergia con il vescovo di Verona, proprio per recuperare edifici che sono dismessi o sottoutilizzati, ristrutturandoli e portandoli a un livello decente per poter metterli a disposizione di questi lavoratori che transitano dalle nostre strutture. Guardi, la ringrazio De Giorgi, perché vede, io ho capito che bisogna essere bravi, buoni, ecco, comportarsi bene, però tu dammi anche le possibilità che io faccia questo. Allora, ripeto, io sono andata a Venezia. Allora, siccome che Batocchio parlava di ponti, Monsignor Batocchio, il vescovo, e abbiamo i ponti a Venezia, e ho visto delle cose inaudite. Ho visto delle isolette che si può arrivare benissimo con un battello, tranquillamente. Cito una, magari la ex polveriera, strapieni di stanze, sono 200-300 stanze, non così distrutti come pensate, solo che qualcuno sta aspettando che arrivi il giapponese per fare il terzo, il quinto, il 50° resort di lusso, dove veramente potremo ospitare tantissime persone. Allora, cosa vuol dire accoglienza in Italia, Conte? Cosa vuol dire che questi ragazzi che vogliono arrivare, ecco, questi ragazzi che lei ha citato nel nostro paese per trovare le radici? Mi sembra che Venezia abbia le radici della storia, l'accoglienza veniva fatta là, era questa multietnicità che abbiamo sempre imparato da questa meravigliosa Venezia. Eppure, guardate, io vorrei farvele vedere tutti, tanto è vero che ho invitato anche la Presidente del SUNIA a fare un giro, no, a vedere perché cosa sta succedendo. Però tutto silenzio, non si vede mai niente, vi fanno vedere solo quello che si vuole, invece di far vedere quello che veramente servirebbe. Gli imprenditori, no, tu investi là, tu vuoi gli operai, perfetto, allora metti a disposizione questo edificio, questo stabile, lo ristrutturi, che penso non ci voglia la luna, perché devono fare squadra anche loro, magari un yacht in meno, un quadro in meno di Picasso magari, e qualche aiuto in più, non sarebbe male, perché veramente io sarei stanca di vedere queste cose, e soprattutto i diversamente giovani arrabbiati con le povere persone che arrivano, paesi tutti delinquenti e spacciatori. Questo è il messaggio, Presidente, che è passato. Questo è il messaggio che qualcuno ha voluto far passare. Prego.
No, prima dicevo che dalle telefonate, dalle mail che arrivano da parte degli imprenditori del nostro territorio che hanno bisogno di personale, ecco, il primo argomento che affronto è proprio questo, quello di un alloggio. Colgo con soddisfazione che ci sono vari imprenditori che hanno cominciato dell'alloggio, ci facciamo carico noi di individuarlo e di metterlo a disposizione. Credo che sia un passo in avanti proprio anche da un punto di vista culturale molto importante. È una strada da percorrere. Quando i nostri emigranti storici andavano a lavorare in miniere in Belgio, faccio questo esempio, a loro sono state messe a disposizione quelle che erano le vecchie capanne, le vecchie baracche utilizzate durante il periodo bellico. Adesso sono cambiati i tempi, nel nostro territorio ci sono tantissime case in disuso, perché uno dei problemi che ha avuto il Veneto è quello che l'edilizia nuova non ha sostituito le vecchie costruzioni, ma si è aggiunta alle vecchie costruzioni e quelle vecchie sono rimaste. Perché non riadattarle, magari tollerando anche che non possono essere così adeguate alle norme costruttive del 2025, rendendole sane da un punto di vista igienico, rendendole sicure da un punto di vista statico? Perché non andiamo a recuperarle e le mettiamo a disposizione di persone che sono disponibili a lavorare? Credo che dobbiamo fare proprio un salto in avanti da un punto di vista della mentalità, da un punto di vista culturale. Sì, ma la mentalità politica, perché anche guardi che io a Treviso, e lo cito, e lo dico sempre, non c'è nessun problema, abbiamo Villa Franchetti, Villa Margherita dove io collaboravo ma mi ha fatto tagliare l'angolo, dove ci sono stanze con bagni nuove da poter dare subito, chiuse da anni. E poi c'è una persona che da 3 anni dorme in macchina, e visto che dice i nostri, prima i nostri, qualcuno, ecco, io dico ai politici che dice prima i nostri, da 3 anni, un povero Cristo, ma una persona per bene che purtroppo ha perso il lavoro, Presidente, da 3 anni che dorme in macchina e che aspetta un appartamento, da 3 anni. Allora io mi domando dove vogliamo andare a parare, perché c'è tutti bravi, tutti fanno, poi invece la Birella va a vedere cosa c'è che non va, non me ne frega quello che va, voglio vedere quello che non va. Sono i ragazzi rinchiusi, le persone che dormono in macchina o sotto i ponti lavorando perché nessuno dà loro un appartamento, non li affittano, pieni di appartamenti da affittare. Allora Nicolai, si potrà continuare così o vogliamo cambiare registro e fare squadra tutti assieme? Prego Nicolai. Sì, proprio fare squadra è la parola più consona, nel senso che appunto serve una regia tra istituzioni. Adesso stiamo parlando di Veneto, quindi sicuramente la politica regionale in primis, con ovviamente un forte coordinamento con i comuni nell'ottica della programmazione. Ci sono anche stati casi eloquenti anche di insediamenti importanti in Veneto, la grande distribuzione piuttosto la logistica anche magari in aree marginali del Veneto, che hanno portato effettivamente ricchezza e necessità di appunto abitative, perché comunque grossi insediamenti hanno portato anche a migliaia di posti di lavoro in certe aree, però senza la mancanza di un coordinamento generale. Poi il progetto è un po' venuto meno, perché magari anche delle realtà multinazionali che possono garantire anche dei salari magari oltre i minimi tabellari, poi effettivamente se in quei territori c'è un'emergenza abitativa, non si riesce a rimanere per lavorarci, è chiaro che il pendolarismo e il resto non fa altro che rimanere in una soglia di redditività bassa, di basso potere d'acquisto, e il progetto magari alla lunga può anche fallire, quindi anche certe aree magari che logisticamente erano meno sviluppate, avrebbero potuto rappresentare delle sviluppi importanti anche per territori marginali della nostra regione, e poi sono diventati magari dei progetti fallimentari. Ecco quindi che serve prima di tutto un forte coordinamento. Sicuramente le associazioni di categoria hanno un ruolo fondamentale, nel senso che conoscono i bisogni dell'impresa, conoscano i fabbisogni occupazionali, stanno lavorando tanto, come diceva anche il presidente De Toni, nei vari comparti, quindi quasi tutte le associazioni hanno dei progetti per comunque reintrodurre o comunque assecondare questa ricerca
di manodopera anche con personale straniero, lo si sta facendo nell'edilizia, lo si sta facendo in tanti altri settori. E sicuramente il problema abitativo va risolto. Noi sposiamo un po' anche l'idea della ristrutturazione, cioè guardiamo i numeri, pur essendo una regione dinamica, il Veneto, il PIL che cresce, comunque una produttività che è buona, eccetera, viviamo un contesto demografico di spopolamento. All'interno della nostra regione praticamente è solo parte del veronese che riesce ancora a crescere dal punto di vista della popolazione, tutto il resto si sta spopolando. Vedete il veneziano, ma guardiamo anche al bellunese e al rodigino. È evidente che con questi numeri e con questi numeri anche di sempre meno nati, quindi sempre meno bambini, tra 20 anni ci troveremo in emergenza, nel senso che saremo magari coperti da immobili, da tantissimi immobili sfitti, e la realtà è che le esigenze abitative poi saranno più legate al mondo del lavoro, quindi sarà da capire effettivamente quali sono i territori che crescono dal punto di vista occupazionale, pur in un contesto demografico che sappiamo sarà in declino secondo le previsioni. Noi ci aspettiamo appunto circa 500.000 di veneti in meno tra l'età 15-64 anni tra 20 anni. Più chiaro di così. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe, vai Leone, poi salutiamo Franco Conte e andiamo da De Toni. Vai Leone. Ciao ragazzi, saluto i tuoi ospiti. Allora, senza andare a prendere le ville e altre cose, i centri dei paesi qui in Veneto, in Campania qui, sono pieni di case vuote. Non lo so, abbiamo dei paesi completamente morti che le case sono vuote e se nessuno se ne occupa resteranno così. Poi volevo parlare con il signore della Confagricoltura. Cioè, si è parlato ieri delle siepi, ho provato a chiamare, non sono riuscito a prendere la linea. Io ho le siepi lungo i miei campi e mi sono accorto che gli olmi stanno morendo, uno dopo l'altro stanno morendo. Ci sarà una malattia, non lo so, però penso che si dovrebbe pensare a questo. Non vorrei che questa malattia diventasse come il bostrico. Se c'è il problema dovremmo attenzionarci e sapere cosa fare, di tagliare subito gli alberi quando ci accorgiamo che sono morti invece di lasciarli lì che ci impestiamo di questi insetti. Ciao mille ragazzi. Grazie a te Leone. Allora, prima di sentire De Toni saluto e ringrazio Franco Conte perché so che deve lasciarci, però volevo che appunto facessi uno scambio di idee con questi due importanti ospiti che ho, perché come ho detto prima bisogna far squadra, Presidente, non devo mica da nessuna Certamente parte qua, sì. Ognuno va per proprio conto. Grazie Presidente Conte Buona di essere giornata stato a con tutti. noi, buona giornata. Ecco questo. De Toni, allora come commentiamo quello che abbiamo sentito e anche la telefonata di Leone da Tre Baseleghe? Ma partirei dalla telefonata del signor Leone. Io purtroppo non sono così bravo da fare diagnosi a distanza, bisognerebbe ovviamente vedere le piante. Nel tema più generale ovviamente noi stiamo attenzionando molto tutta quella che è la problematica degli insetti alieni e delle fitopatie che stanno emergendo in maniera molto, molto evidente in tutto il Veneto. Quindi bisognerebbe, per quanto riguarda il signor Leone, vedere le piante e capire che tipo di insetto o che tipo di fitopatia stanno soffrendo questo tipo di piante. Ecco, e per quanto riguarda invece il discorso delle case sfitte, recupero eccetera, ma guardi, io faccio un piccolo passo indietro. Nell'immediato dopoguerra ricordo che mio nonno, che era imprenditore agricolo come me, quando assumeva delle persone, che ovviamente non erano stranieri ma era personale italiano ovviamente che si spostava, veniva fornita sempre anche l'abitazione, quindi stiamo parlando di un ritorno al passato. È ovvio che chi assume personale, soprattutto personale che arriva come in questi tempi dall'estero, dovrebbe anche avere una preoccupazione e un'attenzione nel tipo di alloggio e di sistemazione abitativa che ha il suo dipendente, perché
Se è un dipendente che ha delle possibilità di avere una casa propria, un'abitazione, ovviamente sarà un dipendente che lavorerà in condizioni ottimali. Ovviamente il dipendente che dorme sotto un ponte, in macchina, eccetera, vi lascio immaginare che tipo di approccio può avere al lavoro al mattino quando si presenta in azienda. Quindi niente di nuovo, ritorniamo al passato. Dobbiamo come imprenditori cercare di trovare anche delle sistemazioni dal punto di vista logistico e abitativo per il personale che abbiamo in azienda. È ovvio che questo discorso vale per personale che viene assunto a tempo indeterminato, cioè con contratti fissi. Il problema che abbiamo invece del personale che viene assunto stagionalmente è completamente diverso e lì vanno studiate delle soluzioni facendo squadra, come avete detto, insieme con gli enti locali, con i comuni, con la provincia, con la diocesi, con i sindacati. Anche con la regione, Presidente? Pronto? Anche con la regione? Ah, certamente. No, perché andiamo sempre a Roma, possiamo fermarci prima a Venezia, in regione sì, magari. Assolutamente, la regione è il nostro interlocutore principale. E infatti siamo ridotti così, perfetto, meglio di così. Allora andiamo a sentire Valeri da Cessalto, vai Valeri. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, signora Mirella, proprio ieri parlavo con della gente e mi rendo conto che pochi non vedono la realtà. È venuto fuori il discorso che c'è solo un bambino di prima elementare lì a Mestre o Marghera, non so dove sia. Ecco, se noi non andiamo a guardare dalla realtà e la risolviamo la realtà, ci troveremo sempre peggio. Invece, secondo me, gli extracomunitari che vengono qua è una ricchezza, perché si immagini, Mirella, ci sono delle fabbriche qui che praticamente non sono nelle scuole, ma anche nelle aziende sono più extracomunitari. Se non avrebbe trovato personale, le fabbriche le portano via, vanno da un'altra parte, così restano senza lavoro anche quegli 8-10 italiani che lavorano dentro. Lo Stato deve garantire solo sicurezza, sanità e istruzione. Queste tre cose sono fondamentali, che sia italiano, che sia straniero, non c'entra niente. Queste sono le regole e poi ci vuole un po' di regolamentazione quando vengono dentro, ma fino a quando sono qua sono una risorsa, perché è inutile saltare e ballare se vogliamo. Mirella, quando basta andare anche nelle spiagge ultimamente, vorrei vedere tutti questi albergatori, se non ci sono gli extracomunitari, come fanno a fare turismo. Ecco, volevo solo questo. Ecco, dobbiamo capire che sono una risorsa e lo Stato deve garantire sanità, sicurezza e istruzione. Queste tre cose sono fondamentali. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Valeri, siete proprio bravi a casa, ma proprio bravi. Allora andiamo a vedere invece cosa ha detto proprio la CGA con il dottor Zabeo, proprio per mancanza di operai. Poi sentiamo Nicolai, andiamo a sentire. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si sta accentuando sempre più, in particolar modo nel Veneto. Carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori, operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. In Veneto gli operai specializzati stanno diventando introvabili e 4 colloqui su 10 finiscono deserti. Poco più della metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili in regione da qui ad ottobre sarà di difficile reperimento. Lo sostiene l'ufficio studi della CGA di Mestre sulla base degli ultimi dati di Unioncamere e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa situazione si sta aggravando perché dopo il periodo del Covid tra i giovani è sempre più diffusa la ricerca di occupazioni caratterizzate da elevati livelli di flessibilità oraria. Inoltre, tali candidati mostrano una limitata disponibilità ad accettare incarichi con tempi di lavoro prolungati o condizioni lavorative particolarmente gravose dal punto di vista fisico. Anche altre cause contribuiscono a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Innanzitutto la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, ma è anche rilevante sottolineare come molti giovani non possiedano le competenze tecniche e professionali richieste, in particolare nel settore manufatturiero, un fenomeno che conferma lo storico divario che persiste tra formazione scolastica ed esigenze del sistema produttivo. Sono dinamiche che stanno causando gravi difficoltà a numerose piccole imprese,
le quali incontrano crescenti ostacoli nel reperire figure professionali altamente qualificate nell'edilizia, nella meccanica, nel legno, nel tessile, nell'abbigliamento e nelle calzature. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati riguardano l'edilizia e il manufatturiero, in particolare nelle filiere del legno, del tessile, abbigliamento, calzature e della metalmeccanica. Le più colpite dal fenomeno sono le imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Insomma, gran parte dei distretti produttivi veneti sono a rischio tenuta per la carenza di manodopera specializzata. Abbiamo Giuliano da Este. Ciao Giuliano. Buongiorno signora. Senta, io volevo chiedere una cosa, ma fatelo sapere a tutti. Io ho fatto una richiesta di una visita dal diabetologo, 6 mesi ho aspettato, nessuno mi ha detto niente. Sono andato al pronto soccorso, mi ha fatto la ricetta per 10 giorni, lo sa cosa è successo? L'hanno cancellata d'ufficio, perché ha detto che è la prima visita che la ricetta è sbagliata. Ci sono andato 40 anni fa io, una visita, che poi mi ha detto, ma chi l'ha mandato qua? Ecco, è una cosa vergognosa. Io ho dei problemi e ho 87 anni, non sono un bambino, ho dei problemi, mi hanno cancellato la visita di ufficio del pronto soccorso di Schiavonia. Hai capito come funziona? Ho capito Giuliano, sai come si chiama la trasmissione? Sveglia Veneti. Sveglia Veneti. Avete capito? Sveglia Veneti. Sentito Giuliano, spero che riuscirai. Prova ad andare dal tuo medico di fiducia. Cosa vuoi che ti dica? Io va tutto male, non so da che parte girarmi. Allora Nicolai, abbiamo sentito questi numeri che ha detto Zabeo, sono cose importanti. Il problema è che bisogna andare avanti, bisogna che la politica adesso agisca. Siamo stanchi di parole, di convegni, di tavoli, ecco, di commissioni che non si riesce poi a capire a cosa servono. Abbiamo bisogno di gente preparata, di gente competente, di professionisti che li abbiamo. Ecco, dobbiamo capire che se vogliamo uscire da questo tunnel, le segreterie di partiti devono mettere persone preparate nelle sedie giuste. È inutile che ce la giriamo, se no non anderemo da nessuna parte, prima o poi crolleremo. Prego, Presidente. Nicolai. Sì, bisogna avere una lettura chiara di quelli che sono i dati demografici, cioè i ragionamenti che stanno alla base di quelle difficoltà di reperimento del personale che appunto erano indicate dal dottor Paolo Zabeo, sono figlie di un contesto demografico che vede, ha visto sostanzialmente negli ultimi 10 anni un forte calo della popolazione in quella che noi definiamo forse l'età più produttiva. La fascia dai 25 ai 45 anni è la prima parte della carriera lavorativa, è il periodo in cui si cresce, magari si fa una famiglia, eccetera. Ecco, purtroppo i numeri in quella fascia d'età sono crollati pensate addirittura 240.000 unità in 10 anni. Stiamo prendendo in esame il salto tra il 2014 e il 2024, che sono gli ultimi dati sulla popolazione, certificati e quindi definitivi. Quindi è chiaro il riflesso di difficoltà nel mondo del lavoro. Perché si cerca? Perché comunque la regione esprime ancora potenzialità di crescita, quindi domanda locale o comunque domanda internazionale portano le nostre imprese a aumentare quelli che sono i livelli produttivi, pure anche in questo biennio di difficoltà che ha riguardato soprattutto l'industria. È chiaro appunto che la mancanza di candidati sta diventando il forte limite alla crescita. Quindi le strade sono due: una sarà accontentarsi di determinati livelli produttivi e magari cercare di innalzare la produttività e quindi il valore aggiunto dei nostri prodotti e servizi, e dall'altro attingere manodopera qualificata e non essere appunto attrattivi nei confronti degli altri paesi. Non sarà una questione semplice, dal momento che comunque magari i salari retributivi comparati con quelli che sono altri paesi magari sono leggermente più bassi, cioè siamo quei paesi in cui appunto le retribuzioni sono
salite di meno rispetto a quello che è il costo della vita. E in più avremo un altro problema, perché la soluzione all'italiana dovrebbe essere quella di aumentare il tasso di occupazione. Sappiamo che come livello paese scontiamo il tasso di occupazione più basso d'Europa, ma non è così a livello regionale, perché il tasso di occupazione in Veneto è abbastanza elevato, quindi non sarà anche facile sostituire una forza lavoro che uscirà per quiescenza eccetera alla stessa maniera. Si potrebbe fare magari alzando un po' il tasso di occupazione, ma di quanto riusciremo a farlo, questo è difficile dirlo, non si potrà avere uno scatto significativo. Ecco appunto come invece l'attrarre manodopera straniera sarà sicuramente quello che potrebbe essere una leva, pur ovviamente considerando tutte le difficoltà che questo ne trae. Molto chiaro, grazie Nicolai. Andiamo a vedere anche questo servizio Confagricoltura di montagna, agricoltura di montagna, e poi lo commentiamo con De Toni. L'agricoltura montana ha un presente e anche un futuro, si devono però risolvere alcune criticità. Io credo che oggi da qui, da Belluno, debba partire un grande grido d'allarme nei confronti della Commissione europea, che deve mettere più risorse a disposizione per l'agricoltura in generale, ma soprattutto per la difesa della nostra montagna e dell'agricoltura di montagna. Una provincia che si spopola è anche un territorio che si abbandona. L'agricoltura di montagna resiste con le unghie e con i denti, nonostante la carenza di infrastrutture, i costi di produzione elevati e inversamente proporzionali ai redditi, i fenomeni meteorologici estremi e, sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner, la presenza crescente dei grandi predatori. Della necessità di tutelare chi il territorio lo coltiva, letteralmente, e lo mantiene, si è parlato in occasione degli 80 anni di Confagricoltura Belluno. L'agricoltura di montagna, secondo me, è la testimonianza più alta dei valori che l'agricoltura esprime. Non solamente un settore produttivo, ma un settore che ovviamente garantisce la tutela ambientale, ma soprattutto la tutela sociale. Cosa sarebbero le montagne senza gli agricoltori? In questa dimensione l'agricoltura esprime la sua alta essenza e io credo che oggi più che mai, anche in Europa e in Italia, dobbiamo rafforzare l'agricoltura di montagna, dando a tutti i nostri agricoltori un giusto reddito e la possibilità di mantenere un'attività florida che dà ricchezza a tutto il territorio. Agricoltura di montagna che è sinonimo di zootecnia, materie prime e prodotti tipici d'eccellenza che sono alimento per un patrimonio culturale esteso ben oltre la cintura prealpina. Lo sa bene la Regione del Veneto, che ha ribadito l'importanza della tutela degli agricoltori montani che con la loro attività contribuiscono fattivamente all'indotto turistico ed economico di tutto il territorio. A fronte di un 8% delle aziende agricole sul territorio veneto provenienti dalla zona montana, assorbono circa il 40% del vecchio PSR e del nuovo CSR, il che significa che insomma vengono drenate molte risorse per la montagna, proprio per ciò che rappresenta la montagna, un presidio importante di biodiversità, di tutela del territorio, e questo significa anche turismo, esperienza particolare che i nostri turisti fanno in questo territorio assaggiando prodotti tipici. Non a caso stiamo puntando molto sul Veneto dell'End of Venice come marchio ombrello, che ci consentirà anche di veicolare tutti i prodotti tipici del territorio. Quindi questo binomio agricoltura-turismo nelle nostre Dolomiti e in generale nella montagna veneta diventa fondamentale. Allora, sentiamo come commenta De Toni, poi commenterò anch'io. Prego. Guardi, fare l'agricoltore oggi è molto difficile dal punto di vista economico. Siamo in grossa difficoltà in pianura, dove è più semplice, più facile fare l'agricoltore. In montagna è enormemente più difficile per tutta una serie di fattori che sono stati già dichiarati, e quindi sicuramente quello che dice l'assessore Caner, ma anche il mio presidente Giansanti, è assolutamente auspicabile, cioè quello di cercare di abbinare all'agricoltura anche redditi extra agricoli che possono derivare dal turismo, da attività agrituristiche per eccellenza, perché sono le attività turistiche che normalmente vengono collegate all'agricoltura. È ovvio che
mantenere un presidio in montagna significa tutelare l'ambiente non solo in montagna, ma tutelare anche la sicurezza idraulica e non solo, anche della pianura. Ogni euro che viene speso in montagna ci fa risparmiare parecchi altri soldi che vengono risparmiati evitando catastrofi, evitando guai in pianura dovuti all'incuria o all'abbandono della montagna. Certo che operare, fare l'agricoltore in montagna è estremamente difficile e complicato. Tony, abbiamo sentito Caner, che è anche un amico, anzi saluto Federico Caner, però non mi tornano i conti, nel senso che quasi sempre poi si sposta il pallino in Europa. L'Europa, ma mi sembra che in Europa abbiamo i nostri parlamentari, o sbaglio De Toni? Sì, ecco, io vorrei capire se qualcuno ci spiega cosa fanno, cosa firmano, cosa non firmano e cosa non fanno, perché noi non sappiamo niente, siccome sono profondamente pagati da noi, ecco, con i soldi pubblici, tutti i politici, tutti, ecco, perciò non levatevi il cappello quando li incontrate, fategli pure delle domande che hanno tutto il diritto di rispondere, avete capito? Perché sono pagati profumatamente anche per rispondere, non solo nei palazzi reali. Io mi domando cosa dobbiamo fare per far capire che questo paese che dovrebbe vivere di agricoltura, di turismo, abbiamo veramente come morfologia un paese meraviglioso ma fragilissimo, buttato là. È una cosa incredibile, hanno tolto tutto quello che funzionava. Abbiamo sentito ieri, avevo un forestale che ha spiegato molto bene, anche Leone, poi ne avrò un altro, quello che si avrebbe potuto fare non si è fatto, addirittura in regione c'era un organo che si occupava proprio di foreste, un organo che funzionava benissimo, smantellato tutto, via tutto, non serve niente. Abbiamo i vigili del fuoco, non si capisce più se vuoi farli diventare protezione civile, poveretti, non sanno più cosa dire e sono i più preparati, i più qualificati. Capite che non ci stiamo più, che bisogna che ci dicano la verità qual è, dove vogliono portare questo paese. Veramente è una cosa incredibile. Prima ho letto qua Zabeo, tasse padovani. Noi le tasse le paghiamo la maggioranza, ma nessuno vuole far pagare quelli che non pagano le tasse. Abbiamo provato tutti i partiti, mai mettere le mani su quelli che ne hanno tanti, bisogna far pagare sempre gli altri e così andiamo avanti e ce la raccontano, e l'Europa e la regione e lo Stato. No, calma, lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa. O sbaglio? Dobbiamo iniziare a fare squadre, a parlare, a capire dove possiamo veramente con chi portare fuori questo paese meraviglioso, bellissimo, con una creatività incredibile, De Toni? Assolutamente d'accordo signora, noi non ci togliamo mai il cappello né di fronte ai parlamentari europei né a quelli nazionali né a quelli regionali, abbiamo sempre rapporti molto, come si può dire, dialettici con tutta la politica, dove noi non abbiamo nessun problema a manifestare le nostre perplessità e le nostre contrarietà su alcuni provvedimenti che sono in discussione. Per ultimo, in ordine di tempo, come lei saprà, si sta discutendo a livello europeo della nuova politica agricola comunitaria 2027-2034. Siamo totalmente contrari a questa impostazione che il Parlamento, la Commissione europea sta dando a questa nuova politica agricola comunitaria, perché l'agricoltura viene di fatto depotenziata e trattata come qualsiasi altro settore, sapendo che così non è. La politica agricola comunitaria, quando è stata ideata e messa sul piatto, diciamo, per la prima volta, aveva come priorità quella di garantire ai cittadini la fornitura di derrate alimentari sane e a basso costo, e per gli agricoltori di garantire un reddito che li potesse continuare a far lavorare con serenità su un territorio sostenibile e dal punto di vista ecologico il più sano possibile. Queste erano le priorità, sono state in parte disattese e il futuro le disattenderà totalmente, perché fra l'altro viene
molto molto ridotto quello che è il contributo dell'Unione Europea al settore agricolo, che quindi verrà, come si può dire, devastato da importazioni dagli altri stati dove non ci sono le stesse garanzie di salubrità e qualità dei prodotti dell'Unione Europea, delle nostre agricolture italiane in primis. Le faccio un esempio: il trattato del Mercosur, cioè un trattato commerciale con i principali paesi del Sud America, lo stiamo contrastando perché è vero che offrirebbe possibilità di mercati a dazi molto ridotti e quindi per alcuni settori sarebbe assolutamente conveniente. Quello che noi vogliamo però è che venga rispettato il principio di reciprocità, cioè le norme che valgono per noi, per le nostre produzioni, e parlo di uso di agrofarmaci, tecniche innovative, manodopera che venga pagata secondo i contratti, eccetera, eccetera, devono valere anche per i prodotti che sono eseguiti e fatti in questi nuovi paesi. Se questo non sarà, ovviamente per noi sarà una tragedia, nel senso che saremo invasi da prodotti a basso costo sì, ma di scarsa qualità e di dubbia salubrità dal punto di vista alimentare. Questo è uno dei tanti esempi che le posso fare di come sta andando la nostra agricoltura. E ha fatto bene, perché mi sembra invece che l'Europa, ecco, quando parla di green, di salubrità, di qualità della vita. Poi sentiamo cosa ha detto, ecco, De Toni, e voi capite bene che tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ecco, noi abbiamo la monocultura che ci sta devastando. Ecco, ieri avevo proprio una persona che si occupa di questo. Abbiamo il grano che cresce fino a 50 centimetri, una volta cresceva fino a 1,80 m. Ecco, non sappiamo più come difenderci. Lui diceva: dobbiamo tornare indietro, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, perché così non arriveremo da nessuna parte. Vedremo i nostri rappresentanti cosa ci diranno. Adesso lasciamo passare le elezioni perché c'è tutti in campagna elettorale, perciò lasciamo perdere. Però alla fine, ecco, a qualcuno in Europa chiederemo anche su quello che hanno intenzione di fare e cosa firmeranno. Ogni volta che firmano noi vorremmo sapere cosa hanno fatto i nostri parlamentari europei. Questo lo dovete fare anche voi, non solo io, De Toni, perché io faccio questo. Poi mi dicono che sono via, poi li becco a casa. Il lunedì gli dico: guarda che sei a casa perché la tua vicina mi ha detto che sei a casa, non sei in Europa. Ecco, funziona così con le sentinelle, perché bisogna anche attenzionare queste persone e capire cosa fanno. Allora sentiamo anche cosa ne dice e cosa ne pensa, anche in merito al servizio che abbiamo sentito, Daniele Nicolai. Fare squadra sì, però bisogna che ci ascoltino, bisogna che voi vi ascoltino, avete le idee chiare su quello che si può fare. Forse dovete fare più rumore, non so a sto punto, perché quando parlate veramente sapete centrare l'obiettivo. Il problema è vedere chi vi ascolta, se vuole solo sentire, ascoltare e agire. Prego Nicolai. Sì, ovviamente in agricoltura la partita ovviamente europea è lì che si prenderanno purtroppo, o speriamo comunque, delle decisioni che vengano più incontro a quelle che sono le esigenze dell'agricoltura italiana, che sappiamo è meno intensiva, è diversa da quella olandese, da quelle di altri tipi di monoculture, eccetera. E io mi soffermavo anche sul servizio perché facciamo un ragionamento su quelli che erano i costi che ha subito l'agricoltura in questi ultimi decenni, e proprio ieri Confagricoltura Verona ha presentato un report proprio sull'agricoltura veneta, veronese, italiana, dove appunto enfatizzava proprio quanto questi costi di produzione effettivamente incidono su quella che è il fatturato, ecco, degli agricoltori. Ecco, sono ormai più della metà, cioè pesano per circa il 52%, e sono sensibilmente cresciuti nel tempo, nel senso che agli anni 80 eravamo circa a un 40%, mediavamo tra il 46% degli anni 80 e il 40% degli anni 90. Quindi capite le difficoltà che stanno vivendo gli agricoltori. Ecco, l'Unione Europea quello che dovrebbe fare è questo, cioè
considerare l'agricoltura in un connubio. Si diceva precedentemente, è un settore ovviamente primario, ma è in fortissima relazione con quella che è l'agroalimentare, con quella che è la salubrità dei prodotti, e ha anche un aspetto molto pratico, cioè è l'aspetto del gusto, della qualità, che si avvicina poi a tutto quell'aspetto enogastronomico e turistico. Ecco, noi dovremmo cercare di capire che il turismo o comunque l'agricoltura non sono dei settori slegati tra loro, che comunque magari hanno sì bisogno delle policy mirate per appunto superare certe criticità che ci sono sempre di più, cambiamenti climatici, attacchi fitosanitari, eccetera, ma debbano essere letti in un quadro più complesso. Nicolai, allora, la fermo un secondo perché sennò mi cade la telefonata, poi riprendiamo, abbiamo Daniele da Treviso. Vai Daniele. Eccetera, deve guardare anche Daniele? Sì, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, eccomi qui. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e teleascoltatori. Niente, mi volevo riagganciare alla sua frase del sono tutti in campagna elettorale. No, sono tutti in campagna acquisti, perché noi possiamo parlare di tutti i problemi del mondo, di questo povero paese, oramai io sono nazionalista convinto, sia chiaro, però se continuiamo a non creare idee, a continuare a rincorrere il trombato di turno per poi portarselo a casa per garantirsi quei 4-5 voti in più, non lasciare spazio a nuove visioni del paese, dove vogliamo andare? Io chiedo questo, dove vogliamo andare? È una domanda al quale nessuno risponde, nessuno riesce a dare un senso logico, sembra quasi che tutto sia dovuto, che sembra quasi che ma certo io posso cambiare idea ogni volta. L'articolo 65 della Costituzione non era nato per questo, non mi risulta fosse nato per questo, eppure vedo non un uso ma un abuso da trombato o meno. Grazie Daniele, grazie delle tue riflessioni, è giusto farle a voce alta. All'inizio Rinaldo diceva con acqua e acqua non si fa il fritto, però noi le facciamo con la farina e acqua. La farina siamo noi però che ci mettiamo con il mondo del volontariato le pezze a tutto quello che la politica in tanti anni non è riuscita a fare. Parliamo di agricoltura, c'è 30 anni che in regione, non so cosa che aspetta a cercare di capire anche le filiere, ad esempio queste filiere lunghe, che l'unico che guadagna è l'ultimo da filiera. Anche qua sarebbero da rivedere, o sbaglio Nicolai, queste filiere lunghissime, che quello che lavora veramente non c'ha niente, quello che non fa niente a fine c'ha tutto. Prego. Sì, è anche vero che però comunque le filiere si stanno anche accorciando, diciamo che lavorare nei territori è molto importante. Nicolai, per fortuna, non solo legare quelli che sono i vari settori economici, ma comunque per fare dell'economia locale, anche preservando appunto il territorio, dei prodotti di qualità, oppure comunque anche dei prodotti che possono avere un successo anche sui mercati internazionali. Quindi sicuramente bene la filiera, io credo che appunto il successo sia costruire una rete delle azioni che ovviamente c'è già, che però va enfatizzata. Ecco. È uno sforzo non solo settoriale, ma è appunto interdipendente, che può anche coinvolgere tanti altri settori. Quando parliamo di agricoltura, parliamo di turismo, parliamo di agroalimentare, capiamo che non solo è una filiera, ma è una trasversalità che va praticamente dal primario fino al mondo dei servizi, e quindi è un mondo che magari preso singolarmente magari può anche scricchiolare o comunque dare l'impressione che non abbia valore, ma in realtà il valore che genera nell'economia, soprattutto nel territorio, è molto grande e quindi va sicuramente attenzionato. Grazie a Daniele Nicolai, ricercatore, ufficio studi CGA di Mestre, è stato con noi. Sentiamo come commenta e cosa ci dice Alberto De Toni, vicepresidente Veneto Confagricoltura, in merito a quello che abbiamo detto, che abbiamo sentito, e soprattutto questo agricoltore che veramente io li sento, non so, quando li ospito, sono veramente depressi, non ce la fanno più. Poi per quanto riguarda la qualità, volevo dire anche il gusto a Nicolai, qua ci
sarebbe da fare un bel punto di domanda: dov'è il gusto e la qualità con i prezzi che abbiamo, perché con i terreni che abbiamo possiamo seminare quello che vogliamo, questo è il prodotto che viene fuori, questo, abbiamo rovinato tutto, questo purtroppo è la tragica fine che ha fatto il bel paese, da nord a sud, da est a ovest. Prego De Toni. Sì, proprio ieri, come ricordava Nicolai, a Verona abbiamo presentato il nostro report semestrale sull'agricoltura veronese e veneta, e parlando con i giornalisti alla fine della presentazione mi chiedevano un commento sull'aumento importante dei prezzi che il consumatore trova al supermercato, perché purtroppo i prezzi sono aumentati in maniera consistente, parlo di ortofrutta, di latticini, di carne, eccetera, eccetera. E quindi mi dicevano: ma allora anche voi agricoltori avrete avuto un incremento dei prezzi? No, non è così. Le faccio un esempio banalissimo, parliamo di pane. Allora, un chilo di pane costa mediamente 2-3 euro al chilo, 2 euro al chilo, facciamo 2 euro al chilo. L'incidenza della materia prima, cioè grano, è di 20 centesimi al chilo. Quindi voi capite l'enorme differenza. Per carità, è giusto che chi compra grano poi lo deve lavorare, deve alzarsi, fare il pane, eccetera, eccetera. Però parlavamo di filiere corte, le stiamo accorciando, stiamo lavorando insieme con la grande distribuzione, con il commercio, eccetera, perché una parte del guadagno sia distribuita lungo tutta la filiera, se no succede, come lei ha giustamente detto, chi lavora prende niente, l'ultimo della catena, lavorando molto meno o in maniera diversa, diciamo, se porta a casa tutto il guadagno. Ecco, questo stiamo cercando che venga modificato, perché se continuiamo con questo ritmo l'agricoltura italiana chiude, e i numeri ci stanno purtroppo dando ragione su questo. Molte aziende anno per anno se ne vanno, escono dal processo produttivo, anche per un problema di ricambio generazionale. Sentivo prima il suo ospite che parlava appunto di questo. In agricoltura è drammatico, perché i nostri giovani non rimangono nelle aziende perché non si guadagna. Qualsiasi altro lavoro è più lucroso dell'agricoltore. Quindi problema generazionale, problema di costi, problema delle filiere. Alla fine purtroppo il consumatore si ritrova ad essere l'anello più debole, è quello che paga, ma vorrei dire ai consumatori: ricordatevi che all'agricoltore vanno solo le briciole, e tutti gli aumenti che trovate sono gran parte dovuti alla famosa filiera, ai vari passaggi. L'agricoltore resta pochissimo. Ma forse dovete lavorare più sulla parola speculazione, De Toni? Perché oltre a queste, se forse lavoriamo di più sulla parola speculazione, chi la fa, dove e come, visto che abbiamo anche i nomi e cognomi, forse ne verremo anche fuori, perché purtroppo ormai le parole d'ordine sono business e speculazione. Ecco, e chi paga le conseguenze, le fragilità, che è il popolo italiano, che non c'entra niente. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Grazie. Col professor Lucio Montecchio, professore di patologia forestale, che vorrei rispondesse anche al nostro Leone da Tre Baseleghe che ha chiamato prima, perché ha gli olmi che stanno morendo, non riesce a capire cosa sta succedendo, colpa della siepe, della non siepe, cosa c'è. Prego professore.
Buongiorno. Non è semplice rispondere a una domanda così posta verbalmente senza vedere le piante, però già da molti anni esiste una malattia che si chiama grafiosi dell'olmo, causata da un da un fungo che vive all'interno dei vasi linfatici ed è trasportato da un insetto scolitide non così diverso dal bostrico dell'abete rosso, del quale si sente molto parlare, no? È una malattia che conosciamo da oramai 45-50 anni, è sempre meno diffusa semplicemente perché ci sono sempre meno olmi, solo per questo motivo, e quelli che mancano sono quelli uccisi da questa malattia. È una malattia letale, quindi mi spiace per il signor, come si chiama? Leone, ma c'è ben poco da fare. Di buono c'è che l'olmo ricaccia molto velocemente, quindi se l'intensità della malattia non è così importante potrebbe tagliare, adesso io non so come siano disposte le sue piante, ma se fossero piante lungo una siepe, per intenderci, potrebbe tagliare la base qui fra un paio di mesi e sperare che i ricacci nuovi invece vengano su sani, perché abitualmente questa malattia parte dall'alto. L'insetto vettore imbrattato di questo fungo microscopico, quando è primavera, grosso modo fine aprile, arriva sui germogli molto giovani della pianta e lì comincia a fare un piccolo forellino per nutrirsi e contemporaneamente attraverso quel foro infetta la pianta, quindi la malattia scende dall'alto verso il basso. Se la pianta non è così compromessa, tagliare la parte infetta alla base potrebbe dare speranza nel recupero di nuovi germogli dall'apparato radicale, se è questa malattia. Molto chiara, la ringrazio professor Montecchio per queste pillole anche di conoscenza che ci sta dando anche per noi a casa, perché abbiamo bisogno di capire, non riusciamo più a capire dove vuole andare a parare qualcuno, anche appunto con l'agricoltura, con gli alberi, ecco, con questa biodiversità che è fondamentale, ma qualcuno non riesce ancora a capire perché c'è il business, c'è la speculazione che regna nel nostro paese, la parola etica sta sparendo. Sentiamo cosa ne pensa anche Sara Simeonato, referente provinciale di Treviso di Plastic Free. Ciao Sara, grazie di essere qui, veramente grazie. Ecco, questa plastica, tu che esci di casa e raccogli quello che trovi per la strada, cerchi di dare il buon esempio, questi bambini, questi ragazzi, dove voi state cercando veramente di fare prevenzione, di far capire l'importanza anche della raccolta differenziata, forse la sanno più loro che i genitori, grazie anche a questi meravigliosi volontari. Cosa ci dici, Sara? Prego. Che sono assolutamente d'accordo, i bambini sono molto più attenti a queste problematiche e addirittura ti dirò che c'è stato un periodo in cui avevamo la possibilità tramite un progetto di Plastic Free di andare nelle scuole e ad ogni scuola abbiamo donato un albero, quindi abbiamo fatto in modo che si potesse anche far vedere ai bambini che piantavamo l'albero insieme, che si costruiva questa cosa per far sì che la natura avesse una parte importante nella loro vita e i bambini erano contentissimi di questo progetto. Abbiamo anche dei volontari che si sono presi a cuore il fatto di piantare alberi nelle loro zone e quindi insomma cerchiamo sempre di fare in modo che di aiutare l'ambiente come possiamo, sia con la raccolta, con l'informazione, la sensibilizzazione, piantare, insomma facciamo tante cose, abbiamo tanti progetti. Uno di questi è stato quello che abbiamo fatto lo scorso weekend ed è stato praticamente sono stati 2 giorni in cui in tutta Italia abbiamo fatto 228 raccolte, abbiamo coinvolto 6.375 volontari e abbiamo raccolto 75 tonnellate di rifiuti. Solo qui in Veneto, per dirti, gli appuntamenti sono stati 40, hanno partecipato 1.000 persone e abbiamo raccolto 13.000 kg solo qui in Veneto, quindi è un dato importante, nel senso che significa che c'è stata parecchia partecipazione. Dall'altra parte è un dato inquietante.
forte, perché significa che il nostro territorio ha molto bisogno di tutti quanti noi. Quindi... Senti Sara, cosa ne pensi invece con questi ragazzini, con questi bambini, dopo aver fatto queste raccolte, di premiarli, magari di portarli all'Orto Botanico di Padova, dove c'è il nostro professor Montecchio, dove respirano veramente la natura? Perché mi sa che noi abbiamo questi scrigni magici, li chiamo io, però sembra che qualcuno non gliene frega niente, o pochi. Dobbiamo invece coinvolgere, premiare i bambini, non con la caramella o col panino, ma portandoli a visitare questi posti meravigliosi. So che è un impegno, ma abbiamo il mondo del volontariato che è pieno di pulmini, di volontari, di tutto. Perché non unire le forze, cominciare a unire le forze e far capire che forse dobbiamo puntare su questi bambini, visto che gli adulti non ascoltano, molti, non tutti, ma molti non sentono. Cosa ne pensa il professor Montecchio? No, senz'altro sono impressionanti i numeri che ho sentito. 13 tonnellate, che è il numero più piccolo che ho sentito, significa 13 tonnellate di rifiuti che noi abbiamo lanciato fuori dal finestrino, abbiamo lasciato volontariamente su un argine. Cioè veramente un malcostume che è veramente drammatico, e quindi sì, assolutamente partire dai bambini, partire dai ragazzi. Io continuo a dire che serve una nuova alfabetizzazione ecologica, no? E quindi la pianta cosa c'entra con la plastica? C'entra al 100%, nel senso che sono due facce della stessa medaglia, cioè il rispetto per l'ambiente, e quindi senz'altro sì, ottima l'idea dell'orto botanico, però anche vicino a casa chiunque di noi ha un argine di fiume, no? Che viene abitualmente percorso o in fretta o anche lentamente facendo una passeggiata, e normalmente non ci soffermiamo a vedere questi spicchi di natura che si sta rinselvatichendo sempre su superfici molto piccole, e che andrebbe invece considerata, no? Adesso sembra che nel mondo vada di moda questa attività di rewilding, di rinaturalizzazione spontanea, però io non l'ho ancora vista qui da noi. Questo è il punto. In Italia abbiamo grosso modo 3,5 milioni di terreni abbandonati o non coltivati. Cosa ne facciamo? È chiaro che appartengono a privati, però esiste l'esproprio per pubblica utilità, per esempio, no? Quante volte noi vediamo espropri per pubblica utilità per fare un'opera mastodontica di cemento che consuma un sacco di energia per essere fatto, consuma un sacco di energia per essere smaltito fra qualche decennio, e la cui utilità può essere anche discutibile, no? Se noi pensiamo che la natura, l'ambiente, con tutto quello che ci può dare, sia almeno uguale come utilità a un'opera non così necessaria, facciamo opere di pubblica utilità rinverdendo, anche perché sennò se andiamo avanti così non c'è via di scampo. Cioè quei bambini lì io li vedo veramente malmessi come futuro. Prova a immaginare, noi abitiamo oramai, molti di noi nascono e muoiono dentro un condominio, no? In queste scatole da 50, 60, 70 metri quadrati. Cubi adesso. Sono cubi? Sì, sono sempre più simili ai capannoni, è vero? Cubi. Sono sempre più simili ai capannoni, cioè ormai ci siamo così abituati a vedere i capannoni artigianali, industriali, che anche le case che vedo costruire adesso, i condomini che vedo costruire adesso sono esattamente una versione domestica. Tanto è vero che ho detto questo col presidente poveretto di una RSA che ha fatto l'ala nuova a fianco dell'ala vecchia, e abbiamo visto il servizio e ho detto scusa ma è brutta, lui poveretto è rimasto, ho detto tu non c'entri niente, per carità, però io vedo la diversità della bellezza, dell'armonia di quella vecchia rispetto al cubo che tu mi fai vedere. Sarà sicurezza quello che vuoi, non ti do colpo, però è brutta. Io ho voluto dirglielo, io sono fatta così, se non mi piace, poi a casa se piace per carità, però è giusto dire veramente, Sara, perché premiare questi ragazzi? Perché all'orto botanico loro possono capire cos'è il rispetto della natura. Questi alberi sono cresciuti così belli, perché c'è un rispetto all'interno di questo orto botanico, si conosce. Per questo ho detto di premiarli toccando con mano. Tu sai che se fai quello che fai fuori, questo orto botanico non potrebbe vivere. Capisci? Perché ecco, sarebbe molto importante la biodiversità
I bambini non sanno, non viene spiegata, bisogna spiegare l'importanza della biodiversità. Prego Sara. Allora, hai assolutamente ragione. Il problema, tra virgolette, che nasce da questo tuo discorso è che ovviamente noi siamo tutti volontari e cerchiamo di fare in modo che queste attività vengano fatte il sabato e la domenica per coinvolgere le famiglie e già delle volte fanno fatica a portarli nei weekend perché magari vogliono andare al mare, vogliono andare in montagna, bla bla, eccetera eccetera. Di conseguenza come posso dirti, il fatto di portarli di qua, magari loro dicono vabbè, ho speso il mio tempo per andare al plastic free e mi vuoi portare anche all'orto botanico, cioè nel senso sono famiglie che sono impegnate con 300 miliardi di impegni. Gli scout piuttosto che gli sport piuttosto che, e quindi fanno fatica addirittura a venire anche da noi per fare le uscite. Ci sono pochi bambini che partecipano, poche famiglie, quando invece dovrebbe essere il genitore stesso a dire aspetta che faccio vedere a mio figlio questa cosa, quindi in primis dovrebbe partire da loro. E purtroppo molte volte si fa fatica a coinvolgere le persone. Difatti io sono qui anche per dire che noi cerchiamo sempre volontari, anche se hanno partecipato 1000 volontari in Veneto, se fossero stati 2000 avremmo raccolto il doppio dei chili, quindi quello che io dico sempre è cercate di venire perché l'ambiente ha bisogno di tutti e anche una piccola goccia può fare la differenza in un grande mare, quindi noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, più siamo, più raccogliamo e più ne guadagniamo anche in salute, perché sostanzialmente ci sono già delle ricerche fatte in cui si vede che la plastica in qualche maniera incide nella nostra salute. Più plastica c'è e più noi ci rimettiamo, e non solo noi, anche tutte le generazioni future. Quindi è ovvio che in primis noi sensibilizziamo sul fatto che bisogna cercare di ridurre l'uso di plastica monouso, bisogna ridurre il fatto di buttarla in ambiente, bisogna riciclarla bene, bla bla bla, bla eccetera eccetera eccetera. Però la plastica che c'è già, il rifiuto che c'è già in ambiente, quello fa sì che noi possiamo stare meglio o peggio, cioè una volta raccolto noi ci guadagniamo di salute e questo è il punto. Quindi il fatto di venire ai nostri clean up fa sì che miglioriamo anche tutto quello che è il nostro aspetto a livello di salute. Ci sono già delle ricerche che evidenziano il fatto di trovare plastica nei nostri tessuti, nel sangue, in alcuni organi. Il fatto che diventa polvere nel tempo, non so se avete mai fatto caso, però quegli imballaggi fini in poco tempo diventano polvere, noi la inaliamo, quindi va nei nostri polmoni. Lo sai la Sara mangiamo... che ho avuto un medico, un senologo che ha detto che hanno fatto proprio un test, ed è un test molto sicuro anche con Medici per l'Ambiente. Il nostro cervello, tutti abbiamo le microplastiche nel cervello. Ecco, esatto, non lo dice esattamente. Nessuno, ecco, lui l'ha detto qui in trasmissione, perciò capite che quando arriva l'informazione corretta è da rabbrividire. Professor Montecchio, cosa sta succedendo? E soprattutto questa parola magica, biodiversità, cosa vuoi farne della biodiversità? Bisogna togliere tutto, bisogna fare le monoculture, bisogna fare queste cose che hanno devastato il nostro territorio, il gusto, la qualità, si parlava prima, io vorrei capire dov'è il gusto e la qualità. Se il terreno è quello puoi seminare quello che vuoi, quello ti do, e perciò quando tu mangi non senti niente. Ecco, metti sale, pepe, aceto balsamico, limone, sai più cosa mettere per trovare un po' di gusto, o sbaglio professore? No, è proprio così, è assolutamente così. È che noi dal dopoguerra ci siamo drogati di monocolture, no? Cioè, fino agli anni 50 ognuno aveva il suo orto, diceva mangio quello che riesco a produrre e mangio in funzione della stagione, no? Adesso invece siamo abituati ad andare al supermercato, non più da fruttivendolo,
che magari è quella persona invece che ti saluta, ti chiede come sta la famiglia, cioè c'è un rapporto anche confidenziale. Fretta il tempo. Quella stessa persona che quindi ti può anche consigliare, no? Andiamo al supermercato, prendiamo frutta sicuramente imballata nella plastica e cetrioli imballati singolarmente in quella pellicola trasparente sottilissima, una cosa che io ogni volta non li compro ma li fotografo perché ho un archivio enorme di questi imballaggi. Io ho fotografie di fragole, dopo gliele mostrerò a fine trasmissione, imballate una a una in una retina morbida, perché sennò probabilmente si pestano l'una con l'altra. Allora, qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per andare avanti così? Questo è il punto, no? Lei parlava di biodiversità. Biodiversità ormai ha perso significato, un po' come quando si dice resilienza. Sono parole buttate lì solo per riempire la bocca, perché suonano bene, perché magari ti danno anche un tono di persona acculturata, ma io conosco architetti paesaggisti, pochi sia chiaro, che confondono la biodiversità con quantità di specie da mettere in un parco. Cioè la biodiversità non è il numero di specie, no? E quindi non è che se io aggiungo una palma in mezzo a un parco aumento la biodiversità, anzi addirittura potrei comprometterla, no? E quindi ormai ci siamo abituati anche a una finzione terminologica. E senza sapere il significato usiamo parole spesso anche a vanvera, no? E quindi cosa vuoi? La plastica, per tornare alla plastica io continuo a dire, mi scuserà Sara, però aspetta la fine della frase, la plastica è una delle più belle invenzioni che abbia fatto l'uomo, è che non sappiamo usarla, ci manca il manuale d'uso, noi la usiamo, la buttiamo via. Cioè diventa un ingombro. Prova a immaginare quando andiamo appunto a comprare qualcosa imballato nella plastica, la prima cosa che facciamo è buttare via l'imballo, cioè compriamo un rifiuto con consapevolezza, lo stiamo pagando, sappiamo già che appena arrivati a casa lo butteremo via. Mio nonno non avrebbe mai buttato via un secchio vecchio, per intenderci, no? Adesso le cambiamo perché azzurro non ci piace più e lo vogliamo giallo. La plastica è una cosa bellissima, prova a immaginare un'incubatrice per i bambini senza la plastica, no? Ecco, la plastica in sé è una cosa eccellente, è che noi ne facciamo un abuso, perché costa poco, perché è leggera, perché chi se ne frega, perché tanto si ricicla. Questa cosa del tanto si ricicla è una cosa che mi dà fastidio, perché certo che è riciclabile, ma dovrebbe essere l'ultima spiaggia a riciclare la plastica, anche perché non è che una bottiglia ridiventa una bottiglia come ci insegna Sara, ci vogliono molte bottiglie per fare una bottiglia di plastica riciclata e la differenza diventa energia che viene dispersa, inquinamento, anidride carbonica, ma anche molecole molto molto peggio dell'anidride carbonica. Quindi ancora una volta questo finto ambientalismo del riciclare la plastica dovrebbe scomparire. Mettiamo una tassa sulla plastica, mettiamoci sopra una tassa in modo che uno prima di buttare via una bottiglia di plastica, anche quella mio nonno non avrebbe mai buttato via, ne avrebbe fatto qualcos'altro, ma non l'avrebbe buttata via. Perché era una cosa sacra fino a 30 anni fa la plastica, no? Poi anche perché era una novità, per carità. Adesso invece buttiamo via che tanto ce n'è sempre, ce n'è ancora, fino a inventarci dei paradossi che possono essere anche discutibili, tipo il tappo che non si stacca dalla bottiglia. Non è quello il problema, perché diamo per scontato che sarà buttata via. Perché noi abbiamo fatto il tappo fisso sulla bottiglia? Perché siccome la butterai via, allora teniamola insieme. No, non dobbiamo buttarla via. Giusto Sara? Dico una stupidaggine. No, correttissimo. Sarà meglio che collaborate, Sara deve collaborare col professor allora va benissimo, le siringhe monouso che usano negli ospedali van benissimo, ci mancherebbe altro, ma quello di uso quotidiano, chilometri di plastica, stavo dicendo un nome commerciale, credo di non poterlo dire, giusto? Di quella pellicola si compra, sono rotoli da 50 metri. Ma porca miseria, facciamo rotolini da 10 metri che costino 30 euro, vedrai che si farà un uso più parsimonioso di tutta sta cosa, no? Secondo me. Sara, prego, Sara Michelon. Ha detto delle cose bellissime, mi piace un sacco. Allora, ha detto un sacco di cose, ad esempio quella della bottiglia. Allora, posso dire una cosa che è secondo me tragica sotto questo punto di vista. L'Italia è la prima a livello mondiale per uso di bottiglie di plastica e noi abbiamo l'acqua potabile praticamente dappertutto, in qualsiasi rubinetto, quindi
è proprio la mentalità che è sbagliata. Quando io vado nelle classi e chiedo ai bambini, perché i bambini non dicono bugie, i bambini dicono la verità, allora chiedo, ok bambini, quanti di voi usano la bottiglia di plastica a colazione, pranzo e cena? E credetemi che di solito è più del 50%, quindi noi italiani siamo abituati a pasto a bere l'acqua della bottiglia quando abbiamo l'acqua potabile dal rubinetto. Allora mi dicono, ma se parlo con gli adulti ovviamente, ma l'acqua dal rubinetto ha un odore che a me non piace, ma qua e ma là, ma fa meglio quella in bottiglia rispetto a quella del rubinetto, e sono tutte cose che non sono vere. Ci sono delle ricerche che hanno fatto e che hanno confermato che se io compro una bottiglia di plastica nuova di stecca, la apro e bevo, io bevo già plastica. Quindi noi anche senza volerlo ingeriamo plastica continuamente. È ovvio che se io sono in alta montagna, ho finito l'acqua e mi sto disidratando e vado in rifugio e prendo la bottiglietta d'acqua, non è quella che fa la differenza, è quello che usiamo tutti i santi giorni continuamente che fa la differenza, anche perché poi solo un 23% di quella plastica che utilizziamo è riciclabile. Ha detto correttamente il professore che è a fianco a te. Solo una piccola parte può essere riciclata, quindi l'uso della plastica monouso sta veramente facendo un sacco di danni. Se solo pensiamo che qualche anno fa il peso totale delle persone è stato equiparato, è stato praticamente quello che abbiamo prodotto di plastica è stato uguale al peso di tutte le persone del mondo. Quindi significa che ognuno di noi può avere a fianco a sé un avatar di plastica. Pensate a quanta plastica è stata prodotta nel mondo, ed è sempre di più perché costa pochissimo, è proprio plastica, proprio anche deriva dal nome che è molto malleabile, si adatta a tante cose. Pensiamo a quanto adesso viene utilizzata nei tessuti e quei tessuti lì non possono essere riciclati poi, quindi ci sono montagne e montagne, ci sono video, informatevi, ci sono video che girano di queste montagne di abiti che non sono qui, noi non vediamo niente. Dove sono queste montagne? Ascolta, non ci sono. Sara, lo dico anche al professor Montecchio perché purtroppo sono in chiusura, devo chiudere fra poco, ma quello che non riesco a capire è che non ci fanno vedere niente. Allora il vino noi vediamo l'uva, professore, poi vediamo il trattore che la porta alla cantina, dalla cantina vediamo che esce il vino e la bottiglia, ma quello che fanno non lo vediamo. L'acqua nella bottiglia. Che ci fa vedere dove viene messa quest'acqua, da dove viene presa? Ecco, non ci fanno vedere mai niente. Noi ci fanno vedere la bottiglia con l'etichetta l'acqua più buona del mondo, la sorgente nella bottiglia, però la sorgente non la vediamo mai, vediamo la bottiglia piena di acqua. Non c'è che anche qua, professore, dobbiamo chiedere alla politica di fare più chiarezza anche su questo prodotto meraviglioso? Sì, siamo fatti di acqua. Prego. Parlando di acqua, parlerei di trasparenza più che di chiarezza, ma al di là, vabbè che c'è anche chiara e fresca e dolce, ma al di là di questo e delle battute, sì, senz'altro sì, ma io sono certo che l'acqua confezionata, nel momento in cui viene confezionata, sia sanissima. Sono altrettanto certo che quella che io dimentico in un giorno d'agosto sul cruscotto della mia macchina, quando vado a berla, che ha un odore di petrolio, non lo sia. Ma come diceva Sara pochi minuti fa, l'acqua che viene distribuita attraverso i nostri sistemi appunto abituali, quella del rubinetto per intenderci, è sanissima, se no non potrebbe essere distribuita. Allora, un metro cubo d'acqua, grosso modo a spanne, costa 1,5 euro. 1000 litri d'acqua costano 1,5 euro. L'acqua imbottigliata in plastica costa, non so onestamente quanto, perché io sinceramente non la compro, però la vedo nelle macchinette distributrici, facciamo pure che costi mezzo euro ogni mezzo litro d'acqua, quindi 1 euro a litro, che significa 1000 euro al metro cubo. C'è una gran differenza fra 1,5 euro e 1000 euro, giusto? Allora perché non usiamo quei 990 erotti euro per
andare in vacanza senza bere l'acqua di bottiglia, chiaramente, no? Cioè stiamo sprecando tanti di quei soldi. Io conosco molto bene una persona che per esempio a Padova prepara la pasta asciutta con l'acqua in bottiglia invece che con l'acqua di rubinetto, perché non si fida. Vedete che siamo arrivati a dei paradossi veramente legati al fatto che ormai ci siamo inurbati così tanto a vivere fuori dalla realtà, dal mondo. Ci sono persone, come dicevo prima, che davvero nascono, vivono e muoiono dentro un appartamento, magari cambieranno appartamento, ma pur sempre un luogo fuori dalla natura, e quindi forse queste persone non hanno mai visto una sorgente, non hanno mai visto un torrente, e quindi siamo abituati a mangiare polli allevati a 20 polli per metro quadrato e non ci poniamo il problema. Siamo abituati a mangiare vitelli che vengono allevati in un box grande come un vitello per tutta la loro breve vita. Cioè una cascata di comportamenti e di autogiustificazioni, perché noi dobbiamo autogiustificarci in queste cose, perché nessuno si sente un criminale, no? E io voglio che nessuno si senta un criminale, però mi piacerebbe, come sta facendo Sara, un'alfabetizzazione ecologica, chiamiamola così, non so se sia giusto il termine, fin da bambini, perché dimentichiamoci, cioè io ho 62 anni, quelli della mia età, gli puoi insegnare quello che vuoi, ma dicono vabbè ho sempre fatto così, bravo, belle parole, però andiamo pure avanti sulla nostra strada. Però riuscire ad alfabetizzare, a spiegare, a portare un bambino a bere l'acqua da un torrente sarebbe bellissimo, Sara, e magari portarlo con una borraccia, ma anche con una bottiglia, anzi non con una borraccia, con una bottiglia che invece di buttarla via, portati una bottiglia che non hai buttato via e andiamo a riempirla in un torrente. Sarebbe un gesto simbolico meraviglioso. È chiaro che poi non lo faranno il giorno dopo, però il fatto che la bottiglia non necessariamente deve essere buttata via, e per questo prima parlavo di tassazione, tassiamole queste bottiglie. Tassiamole, ci lamentiamo. Prima dicevo che l'acqua imbottigliata costa circa 1.000 euro a metro cubo, bene, portiamola a 2.000 euro a metro cubo, in modo tale che sì, quello assetato che si trova, come diceva Sara prima, non ha alternative e li tira fuori, ma non può essere la normalità, non può essere questa la normalità. Allora Sara, un minuto per salutarci perché sono in chiusura, vai. Sì, allora ringrazio te Mirella, ringrazio il professore, è stato come sempre bello essere qui, invito tutti quanti a vedere la pagina, a partecipare proprio per i motivi che ho detto prima, abbiamo bisogno di tutti, e ringrazio anche le persone che hanno partecipato questo weekend appunto a tutti i clean up, un saluto grande e ci vediamo presto Mirella, grazie. Ti darò i numeri del professor Montecchio perché è molto importante anche fare squadra con queste persone, però la squadra è vincente, se non facciamo squadra andiamo a nessuna parte. Professore, un minuto per salutarci? Un minuto per salutarci e mi riallaccio all'argomento di Sara, senz'altro alberi, piantiamo alberi, il nostro futuro consiste non solo nel piantarli, nel coltivarli, nel lasciare agli alberi la possibilità di decidere loro cosa fare invece di massacrarli perché noi ne sappiamo più di loro, nella nostra presunzione, ma piantiamo alberi, seminiamoli gli alberi, è gratis seminare un albero, andate sotto un albero, raccogliete il seme passeggiando sull'argine, fate questo gesto e vai e vi sentirete più felici. Grazie professor Lucio Montecchio, professore di patologia forestale a Padova, grazie a Sara Simeonato, referente provinciale Plastic Free, grazie, adesso andiamo con l'assegno vostro di Mirella. Allora Benedetto, cosa ci vuoi dire? Come mai mercoledì, cioè proprio ho sentito che eri veramente disperato, spiega un po' la tua situazione. Di notte penso e non so come rispondere alle esigenze della mia famiglia. Il lavoro c'è ma non è sufficiente e poi di notte mi alzo e vedo la mia Maria che non sta bene, quindi ieri l'ho vista appoggiarsi ad una sedia, adesso aspetterò un tripode oppure un carrellino, un qualcosa che possa permettergli di uscire magari autonomamente,
però vedere col mal di schiena, vedere lei che va a Padova con me e i medici rispondono sempre bisogna attendere. Lei lista d'attesa per un secondo trapianto, per il trapianto. Come mai è andato male il primo? È successo rigetto? È un organo compatibile ma di dimensioni non corrette, o forse piccolo o troppo grande, e quindi il fegato si è piegato provocando un'ostruzione alle vene sovraepatiche. Quanti anni ha Maria? Dell'80, quindi molto più giovane di me sicuramente, ne ho 51. Quindi lei avrebbe diritto ad una sua dignità, ad una vita diversa. Ascolta, cosa vuoi dire alle istituzioni? Cos'è che chiedi? Chiedo una qualità di vita diversa per Maria. Spero che Padova risponda, per tutta la famiglia, spero che Padova risponda, spero che Dio provveda, perché se gli uomini sono così capaci, magari Dio è superiore a tante attese che io vorrei vedere soddisfatte. Come vivono i ragazzi questa situazione? Con molta tensione, perché Samuele è molto intelligente, è molto capace, però reagisce da bambino, quindi qualche volta scatta. 11 anni. Anch'io lo vedevo ieri che era molto proteso sulla mamma ed era molto vivace ed era ugualmente attento alle esigenze della mamma. Io mi ricordo quando sono in ospedale che c'era anche Samuele. E come se me lo ricordo anche. Ecco, e quando io sono entrata nella stanza di Maria e lui non poteva entrare perché non poteva. Mi ricordo. Voi dovreste vedere gli occhi di quel bambino che sperava in tutte le maniere di poter vedere la sua mamma. In tutti i modi. Voleva aiutare in tutti i modi. Allora, ecco qua. Grazie. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che noi ti consegniamo. Non avrei mai voluto un aiuto simile, volevo farcela da solo, però così è, così. Finché Maria non riprenderà, finché io non riuscirò a essere autonoma per tutte e quattro. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Un grazie per la vostra solidarietà che è sempre forte, pulsante, determinante per esigenze nostre e di altre famiglie. Vi vedo molto spesso e mi riconosco nelle vostre capacità, nelle vostre attenzioni verso la solidarietà, che deve essere però una risposta di tutti, anche degli enti che vi dovrebbero ascoltare maggiormente, perché voi rappresentate delle eccellenze, dell'umanità che io vedo anche nei tuoi collaboratori. Allora, noi vi lasciamo con queste parole. Anche oggi è mercoledì, una giornata terribile per chi capisce veramente cosa vuol dire non aver niente, però andiamo avanti e sono sicura che ce la faremo. Ciao! Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Breda di Piave e stiamo per incontrare, andiamo a vedere chi. Regalo di compleanno, domani è il compleanno. Domani è il tuo compleanno? Sì, e quindi maggiormente e più fortemente vi ricevo. Allora, io sono sicura che voi ve lo ricordate. Anch'io. È Benedetto. Benedetto ha una storia molto triste purtroppo, però c'è anche poi un risvolto che vi racconteremo. Allora, Benedetto, sua moglie Maria, è stata la signora che ha avuto un trapianto di fegato. Sì. Purtroppo l'operazione è andata male, non è riuscita e sta aspettando non corrette del fegato. E sta aspettando un altro intervento. Un secondo trapianto che forse arriverà a breve, perché adesso è in ospedale a Padova e la vogliono tenere ricoverata finché non verrà operata. Molte attese perché è stata una di rivieni tra ospedali, quindi anche l'attesa di Verona è stata vana perché non ci hanno risposto positivamente, e invece adesso sembra che Padova sblocchi tutto. Ha ricevuto grande aiuto da parte dei medici di Treviso che hanno sospinto verso l'ospedale di Padova e quindi adesso è ricoverata in ospedale a Padova finché non verrà operata. Speriamo con esito positivo questa volta, ma sono molto fiducioso perché la Maria è a rischio infezione, quindi non tornerà a casa se non quando operata. Allora, tu hai due ragazzi, quanti anni? 19 anni, ha trovato lavoro, la mia figlia Catalina, e Samuele 12. Allora, come vivono questa situazione questi ragazzi?
Samuele in particolare soffre perché vede la mamma che non è in buone condizioni di salute, non è tesa, è molto agitata, non sa essere se stessa, quindi ha delegato a me molto della responsabilità del genitore. E Catalina invece sa rispondere diversamente, ha trovato le forze in se stessa, ha saputo essere capace di un gran riscatto e adesso ha un lavoro che gli si può dire dignitoso. Allora, qual è la buona notizia? Che non solo Catalina, ma anche Benedetto ha trovato lavoro. Mi e guardate, le gambe, ecco, Giacomo. Perché era una cosa che per mandare avanti una famiglia è prioritaria su tutto. Avere un lavoro, dignità. Io l'ho visto arrivare al banco, non era più il Benedetto che conoscevamo, era un altro Benedetto, il sorriso sul suo volto era enorme. Finalmente, È vero. Ascolta, come hai vissuto questi anni, perché sono anni ormai che noi ti sosteniamo, Sono 3 anni, sì. di questa grande famiglia dell'aiuto del Banco Solidale? Allora, tu sei stata determinante e sferzante, perché le prime parole io mi ricorderò a vita l'incontro che ho avuto a Rete Veneta, e tu hai saputo dire in poche parole quello che avrei dovuto fare nei giorni successivi. Poi un'idea pochi anni dopo mi è arrivata così nella notte, tu mi avevi detto ritorno in provincia e cerca progetti formativi per te. Ho applicato l'idea, ho applicato il suggerimento di mio fratello che mi ha aiutato in questo, ho frequentato un corso del CNA a Treviso e mi sono riqualificato e ora sono autonomo. Ora sto ripenando i miei debiti, ora sono capace di guardare me stesso e gli altri, in particolare i miei familiari, con un diverso modo, un diverso tono. Sono abituato a ironizzare, lo sai, sono abituato a sgravare il problema e in quei giorni stavo avvitandomi. Non ero me stesso, perché le preoccupazioni erano tante: come faccio, come non faccio, se io non ci sono e lei non c'è, come fanno gli altri due? Allora, un'altra cosa che io ho capito, quando tu sei venuto l'ultima volta al Banco Solidale, mi hai detto: Mirella, io devo arrivare a fine anno in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, ho bisogno ancora un po' di aiuto finché il posso ciclo comincia a girare, perché non è che la ruota giri subito così. E allora andiamo in casa.